Che facciamo? Cominciamo? direi di cominciare. What the fuck? Partire nessuno. Sicuro? Sono sicuro. Allora, mi dicono dalla regia, spostiamo così siamo pronti, dovrebbe funzionare tutto. C'è della live in questo urlo. supporto. Ok, esatto. Partiamo da questo, da questo presupposto. Sai, la cosa di Thanos, ma a che prezzo? Se hai vinto, ma a che prezzo? Era Thanos, Politanos, SSC ospedale perché sono caduti a terra uno per uno. Buongiorno, lo podcast, chissà, sono struppiati. Vediamo di cosa si tratta, di cosa si sono fatti. Io ho paura per Buongiorno perché sullo scatto lo chiede subito. Anche chissà, sembrava più una botta sul costato, sul fianco. Non lo so, lo vodka potrebbe essere crampi, ci aggiorneremo, magari ce lo diranno in conferenza. Mi dicono dalla regia Champions Matematica. Potete aggiornarmi perché questa già sarebbe una notizia. Ovviamente c'è dell'altro e ne dobbiamo parlare. Volevo New ringraziare Kofi subscription from Paolo. Paolo, ti sei iscritto a Kofi. Che bellezza, è un po' spostato, devo spostare un pochino il Kofi da questa parte. Riesco a farlo un pochino più così. Vabbè, insomma, chi se ne frega. Grazie, e adesso controllo tutto. Devo ringraziare prima Daniele perché siamo già a 100 like preventivi. Daniele ha lanciato uno sticker in live precedente. Valeria con la fumata azzurra, Abemus capolista, brillante sempre Valeria con i suoi messaggi, forza Napoli sempre. E poi c'era anche Simone in pre-live, la mia McTominay sessualità aumenta dopo ogni partita. Signori, io non mi prendo meriti, però la tazza di quest'anno questa faccia tiene, onestamente. E lo sapete, il calcio, la squadra, tutto quello che volete voi, l'allenatore, la società, la presidenza, Oriali, però uno ha bisogno anche di idoli veri e propri che accendono la fantasia, che tu sai io punto su di lui perché oggi farà, oggi dirà. E McTominay è proprio uno di quelli che ha avuto un impatto importante sulla squadra, sulle partite e credo anche sulla fantasia dei tifosi perché avevamo C'è bisogno della live in questo supporto. di uno così. Fatene. Vedi, andiamo addirittura alle proposte di matrimonio. Non urlate calma. Ovviamente dovete stare molto calmi, io per primo, e mi hanno chiesto ma vai a pompierare, e che vuoi pompierare? Non c'è proprio nulla da pompierare. Arrivo a recuperare gli altri messaggi, adesso voglio ascoltarvi tutti. Ancora Valeria. Tutto mi sarei aspettato o creduto, tranne che il mancato arrivo di Brescianini sarebbe stato la sliding door della stagione e oggi posso dire corsa allo scudetto. Scott sessuale. Eh sì, è uno di quei momenti che poi non sappiamo, perché noi abbiamo saputo che salta Brescianini e arriva McTominay, però ci ha anche detto, e aiutatemi a ricordare con la memoria, che la trattativa c'era stata a lungo, non è stata una cosa dell'ultimo momento, quindi c'era già in programma di prenderlo. Poi altre cose che ci aveva detto che ci sono arrivate tramite Conte, dice mi avete promesso Gilmour, non potete portarmi Arthur, insomma alcuni giocatori erano stati già probabilmente selezionati, poi bisognava sbloccare. Uno può anche pensare che potevano arrivare entrambi, in teoria, perché tu sei arrivato che a gennaio hai preso Asa per il centrocampo e Gilmour sta facendo il tappabuchi di tutti i vari cosi. Poi c'era la questione Foloruscio, Atalanta, doveva succedere
qualche altro scambio di mercato. Comunque che bello, a prescindere da tutto, che bellezza. E quindi sì, capiremo, grazie sempre Nicola, capiremo l'entità degli sfortuni. Bella questa, perché sfortuna, a volte è sfortuna, oppure no, perché dobbiamo anche ragionare sul fatto che andava messo buongiorno, l'hai forzato, è stata lì, è stata sfortuna, oppure andava tolto prima, e qua ce lo dobbiamo chiedere. E probabilmente le idee di Conte erano altre. Se il fatto di Raspadori, magari con un po' di febbre addosso, hai fatto un'altra scelta, lo scopriremo solo ascoltandolo, e potrebbe comunque dire una bugia. Fate arrivare C'è della la mia live in proposta questo supporto. a Scott, grazie Simone, e anche, oh Simone, addirittura a me, no, è per voi, è per lui, è per voi, anche Elmas. Oggi è una storia sfiziosa, perché ho raccolto un po' di immagini anche per quello che riguarda tutto il pre-partita, che proverò a lanciare in sedi opportune, perché poi non posso farlo in pubblico su YouTube, perché sennò mi tagliano proprio i viveri. Sto tutto surato, Mirko, anche io, però la mantengo la maglia, perché ho deciso che doveva essere così oggi, e così rimango fino a maggio. Non c'è proprio dubbio. Allora, McTominay non è un giocatore da Serie A, livello esageratamente troppo superiore. Gabriele, oltretutto aggiungiamo che ancora una volta sarebbe sfizioso, magari lo possiamo fare sulle onde dell'entusiasmo, possiamo raccogliere altri dati. È ancora una volta superato i 12 km ed è quello che ha corso di più in generale. E sembra alle volte, sai, in telecronaca dici "it's been quiet", cioè è stato un po' silenzioso, tra virgolette, nel senso che a volte sembra che nella partita non stia partecipando al gioco, ma è spesso utilizzato come finalizzatore, alle volte è stato utilizzato un po' più basso, ma nel frattempo fa tutta una serie di lavori sporchi e nascosti di rincorsa dell'avversario, di posizionamento, che non si può sottovalutare. Veramente un giocatore che ha impattato da morire. Paradossalmente ero più in ansia nella partita di oggi pomeriggio che del Napoli stasera. Fabio, hai ragione, perché poi quella poi ti apre un altro tipo di discorso. È una partita è la partita che poi ti fa scendere. Se non sbaglio Manna ne ha parlato anche in prepartita, ha detto affrontiamo questa partita con un po' più di serenità, perché comunque vada, dovessimo poi steccarla, comunque rimaniamo là primi in coabitazione. Ovviamente poi si aprono l'altro video era l'aggancio, questo è lo scavalco, e diventa importante. E beh, però sempre qui dovete stare sempre molto calmi. Conte a Stellini, su questo ci dobbiamo lavorare, riferito alla lentezza sulle seconde palle. Segna, io mi segno tutto. Mi aveva scritto anche il buon Enzo, che forse lui si riferiva al salire. Io avevo notato, e lo vedrete domani in reaction, c'è della live in questo supporto. Adesso arrivo anche da Tore. Dei momenti in cui Conte chiede alla squadra di salire, di non schiacciarsi mai, e quindi quella è una cosa che Conte ci ha detto: viene naturale ai ragazzi, non gli chiedo io di schiacciarsi e di far riprendere campo all'avversario. Quindi su questo ci dobbiamo lavorare, scopriremo bene di cosa si tratta e andiamo a capire. Anche Sainz abbatte, ma bene, McTominay si prende 10 e non voglio sapere niente. Beh, io ho pensato, le pagelle arriveranno perché poi mi confronto anche con quelli del gruppo Telegram, ma 8 di base è il suo numero, e di base è 8, poi è chiaro che possiamo aumentare. In questa pagella ci va dentro molta roba, perché non è solo una partita, può non essere una finale, perché tu non pensi di dover gestire per le prossime 4 le sostituzioni, li fai infortunare, li tieni in campo con i crampi, non fa niente, e proprio perché non è una finale devi gestire. Però salgono perché questa partita rappresenta aggiungere anche una pressione psicologica, una mazzata sulla mazzata che hanno preso l'Inter in questi giorni, importantissima, e su questo adesso dobbiamo lavorare. Sui fianchi mi sentirete anche forse un po' più tranciante sui social,
perché per sbaglio può arrivare ad un tifoso dell'Inter che dice ha ragione, non siamo forti abbastanza, e quindi lavorerò ai fianchi anche io, come feci per Leao all'epoca. Adesso è il momento di attaccare da tutte le parti e cercare di minare tutte le loro certezze. Gianni Minare, Tore Falanga, che ringrazio sempre. Abbiamo un po' sofferto il CC intenso, il centrocampo intenso ed aggressivo del Toro. Comunque Scott e Buongiorno sono dei pilastri di questo anno. Confidiamo in Marin. Sì, siamo costretti di nuovo a confidare in Marin. Ripeto, aspetto dichiarazioni di Conte che magari ci potrà dire, lo consiglio così, tanto poi non mi sente, però dico, Conte, magari dici pubblicamente che avevi intenzione di schierare Marin a prescindere, poi la febbre di Raspadori ti ha tolto un pochino, non lo so, dici una cosa, perché adesso il ragazzo deve sentire una fiducia addosso e non si deve sentire l'ultima ruota del carro, perché questi abbiamo, non c'è proprio niente da fare. Si risentirà parlare magari di Oliveira al centro, perché se ne è parlato questa settimana. Vediamo, ci fidiamo, perché ci dobbiamo fidare per forza di Conte, e Marin non aveva fatto troppo male, quindi dai, sono gli ultimi sforzi, si deve andare oltre. Ricordatevi sempre l'assunto: esistono giocatori fortissimi che possono giocare male, esistono giocatori medi, non scarsi, anche giocatori scarsi ci sono, che possono andare oltre i propri limiti, e quindi questo è il momento di farlo, di andare veramente oltre. Scott e Buongiorno, peccato, Buongiorno veramente ha giocato poco alla fine. Comunque, cerco di recuperare un po' tutti i vostri messaggi. Stam parian nel video, stam pariando fluidamente. Recupererò tutte le tue cose. Non ho detto niente. Recupererò tutte le cose, va bene? Va bene così. Daniele Quero, 23 mesi. Bello, questa è no, solidarietà, come si dice? Loyaltà. Loyaltà. Aiuto! Loyaltà. Loyalty. Come Scott McFradden, nick inventato New da Kofi Paco subscription from Davide. Davide. Grande Davide. E allora poi Davide, perché poi devo controllare, però c'è Buongiorno che si beve un caffè. E io C'è della ringrazio live in questo per il vostro supporto. Vedi, abbiamo ancora brillantezza. Questi 3 punti scottano. Vi voglio bene. Comunque è vero, guarda, grazie infinite Claudia, sempre. Punti che scottano, ed è vero questa cosa che dice Fernando. Scott già capisce C'è della live l'italiano. in questo supporto. L'erede di Mertens non lo so, perché poi Mertens sta tantissimo tempo e non c'è dubbio, però Fermi Scott sembra tutti, molto. c'è follia. C'è follia? Aspetta, c'è pure follia. Lì è già Maurizio, lì. Vira il logo, vira il logo, c'è follia. Antonio Conte, vi devo recuperare tutti, c'era follia di... C'è della live in questo supporto. C'è della live in questo supporto, quindi... Allora, partiamo dal presupposto di Antonio Conte. E quindi, e qua io ho pronto una copertina e vediamo se la possiamo utilizzare, perché ci sarà da divertirsi. Prima di tutto, Marco, quindi ti invito a rimanere tuned, figurati se non rimane tuned, Marco. Maurizio, sempre folle nel suo supporto, e io ringrazio sempre. Si può dire che Mac prende la scena nel suo ruolo di Kvara Scudetto? Secondo me assolutamente sì, caro Maurizio, e ti spiego il perché. Un paio di giorni fa, anche incalzato e credo ispirato da Patrick Kendrick, il commentatore di Paramount Plus, qualche partita fa, già si cominciava a ipotizzare, si parlava di spareggio, di possibile spareggio, e là mi pare che fu lui a dire per la prima volta, non l'avevo sentito in giro, potenziale MVP, perché stava cominciando a segnare, mi pare, la prima doppietta di quest'ultimo periodo. Potenziale MVP della Serie A qualora il Napoli, è chiaro, perché poi devi andarlo a scavare l'MVP dell'Inter, se ce la fanno loro, dipenderà moltissimo dalle ultime partite, se esce uno che si staglia sopra gli altri, se no il solito Barella, ci possono raccontare delle cose. Se è per il Napoli, indubbiamente
Si potrà C'è della parlare live di in questo Lukaku. supporto. Ok, arriviamo. Si potrà parlare di Lukaku, ma l'impatto di McTominay è sicuramente a livello probabilmente di Kvara durante l'anno dello scudetto. E c'era anche questa riflessione che Kvara mezza stagione se l'è fatta con Napoli, quindi in teoria mezzo scudetto. No, ma non si può dire. Kvara si godesse il suo, che comunque ha vinto in Francia. 13 giorni, 5 gol. Mamro Carmen, ingiocabile. 80% buongiorno ci ha salutato. Tu dici la finale di stagione. Eh sì, perché se si è stirato non c'è niente da fare. Ci accompagnerà in panchina vestito in borghese e darà una mano come sta facendo Juan Jesus, come Neres che abbiamo visto in borghese. Non c'è altro. E ringrazio anche Francesco Perone. Tu prega il tuo Dio, che io prego il mio. Allora, Stefano mi chiede: delle 4 partite che restano è quella di Lecce più complicata? Difficile dirlo. Allora, il Lecce sicuramente, che ha fatto alla fine? Ha vinto? Oggi, perché questo era uno sliding door importante per il Lecce. Fatemi vedere un attimo, perché non è andato in vantaggio. No, ha pareggiato l'Atalanta. New Ko-fi subscription from Emanuele. Emanuele su Kofi, adesso vi raggiungo tutti. Grazie mille Emanuele. L'Atalanta l'ha pareggiata sul rigore con Reteghi. Questo non porta il Monza già ad essere retrocesso? Faccio un controllino veloce. Comunque il Lecce sta lì a 27. Beh, sta lì a 27. Devo capire ancora la situazione del Monza, devo fare un po' di calcoli. Però con il Lecce a 27, perché ci sono 12 punti in palio, quindi in teoria il Monza potrebbe arrivare a 27. Quindi sì, se avessero vinto. Però il Lecce sicuramente è una squadra in questo momento stramotivata per tutte le situazioni, purtroppo quel lutto che hanno avuto, e si vede che ho visto gli highlights del primo tempo, insomma, sono entrati con quella foga di voler vincere anche per altri motivi superiori, illogici. E sicuramente è una partita tosta. Poi, ragazzi, il Parma sta un po' più tranquillo di classifica. Il Genoa sta più tranquillo di classifica. Però c'è da capire. Il Parma è una squadra che da quando è arrivato onestamente Chivu sono una squadra molto diversa. Non sono tranquillissimi, però sono un po' più tranquilli. Io quello che non riesco a considerare una partita fatta e finita è il Cagliari, perché sapete quanto c'è foga tra i due ambienti. Cioè, ricordiamo proprio di dichiarazioni ufficiali di Cellino, di chi fosse il presidente, che i tifosi chiedono ai giocatori del Cagliari: perdete tutte le partite, ma col Napoli mi raccomando, un po' come si faceva col Napoli con la Juventus qualche tempo fa. Poi noi siamo cresciuti, non lo so se nel frattempo sono cresciuti anche loro. Quindi bene, quindi in campana, quindi non esultiamo, è una situazione esultiamo, godiamo solo il percorso. Dico, non facciamo ancora magliette e striscioni, perché è una situazione molto diversa da quella di 2 anni fa, onestamente, dove ci si poteva anche permettere di avanzare col tempo, di anticiparsi e creare delle grafiche sfiziose e divertirsi così. Non me la sento, perché sto molto in tensione ed dobbiamo goderci. Perché stringere i tempi? Un po' come la Salernitana che ce la rimandò la festa, molto calma. Billing è entrato bene, oltre alla traversa, sì. D'Agostino, sono d'accordo, l'ho visto calmo. Ecco, forse calmo può essere visto anche come compassato delle volte, però in questa partita serviva il calmo compassato, senza fare macelli, senza essere troppo arruffone, un po' più calmo, e ci poteva stare tutto. Poi sfortunato da vicinissimo, lui salta all'altezza della traversa, la prende proprio in pieno, peccato. Però già che fosse entrato lui, che sia entrato lui al posto di Anghissà e non subito Gilmour, poteva essere o che avevi già previsto di far riposare Lobotka, o che comunque in allenamento negli ultimi giorni Billing è salito di prestazione. Quindi Conte ci fa capire che non è fissato sulle cose. Adesso qualsiasi centrocampista esce, entra Gilmour perché mi piace Gilmour. Se Billing fa bene e serve quel tipo
di atleta in quel momento, gioca lui, e questo va molto bene. Tutti gli infortuni di questa partita sono stati causati dalla classica aggressività dei Granata, anche e non solo per questo gli ultimi 3 cambi bisognava anticiparli un po'. Sono d'accordo Angelo, è chiaro che sul 2-0 uno si sente più tranquillo, ma un allenatore sa che basta un gol sporco, una palla che scivola, che poi ti rende tutto impossibile, salgono gli spettri della paura e lo sappiamo che i giocatori sono sensibili a queste cose. Quindi capisco l'aspettare un pochino proprio per fare i cambi giusti e non trovarti con un infortunio all'ultimo momento che magari non hai più cambi da utilizzare. L'avrei fatti anche io un pochino più presto, quali però, perché avrei voluto subito, e io lo sentirete domani in reaction, subito chiedo un cambio tra Spinazzola e Olivera. Chiedo subito un cambio tra Spinazzola e Olivera perché lì andiamo in deficit importante e quindi almeno averne uno che può fare così. Toglie Olivera perché Olivera probabilmente è uno di quelli che ti puoi giocare anche come difensore centrale. Vedete che poi devono passare tante Welcome cose to the nella testa di community. Conte. Cancelliamo questo che non c'entra, non ci devo ancora cambiarlo, non lo riesco a cambiare, sta davanti, vabbè. Non fa niente, grazie Dave, grazie. Buongiorno, Lopo Zambo, non c'è goduria senza sacrificio e sofferenza, è proprio così. L'Inter è cotta e se cade in Champions è tracollo. Noi dobbiamo giocarci i menischi, sì. Spina ottimo in copertura, irritante in avanti. Beh, irritante in avanti non lo so, per me ha puntato molto l'uomo. Quello che avrei voluto vedere di più da Spina è un po' più di scambi con Olivera che delle volte si è proposto e ho visto Conte proprio dirglielo, vai un po' più in avanti e farti vedere anche in avanti. Delle volte nel secondo tempo Olivera l'ha fatto, però Olivera è andato, Spinazzola è andato in solitaria. Contemporaneamente ti dico che qualcuno se la deve prendere la responsabilità di puntare l'uomo, è troppo importante farlo e quindi do un merito a Spinazzola comunque di provare, poi magari nel delivery della palla, C'è della dell'ultima live in palla questo non supporto. sempre precisissimo. Allora, fammi vedere. Nicola ci dice risentimento alla coscia per Ale, botta per Zambo. Ok, dobbiamo capire il risentimento alla coscia che cosa intende, perché lui chiama proprio il cambio subito dopo lo scatto, quindi capiamo bene. Botta per Zambo, questa l'avevo capita, nel senso che lui va proprio in anticipo e prende una gomitata in faccia e poi dopo si rende conto che anche al fianco aveva preso quello che sembrava una botta, quindi probabilmente Zambo potrà rientrare. Immaginate tutti questi infortuni muscolari sotto la gestione Garcia Rongoni. Che più danni della grandine, ricordatelo caro amico mio, più danni della grandine. E invece ovviamente tutta la situazione Conte è un po' più protetta mediaticamente. Prima di dire una cosa a Conte ci pensano 2 volte, anche perché poi Conte prende il microfono e ve lo dice, col microfono piccolino, sai quando gli fanno le cose, gli dice ma come vi siete permessi di dire cose che non c'entrano niente, e ti mette dentro anche i campi e tutta una serie di cose, quindi è più difficile da attaccare Conte, non c'è niente da fare, anche quando magari uno può chiedergli delle cose. Conte è più difficile, ecco poi la forza di un allenatore che arriva con la credibilità, continua ad essere credibile con lo spogliatoio perché ti porta i risultati subito, ti garantisce il fieno in cascina che ti fa fare un campionato tranquillo e poi nel finale riusciamo anche ad accelerare per giocarci un sogno che era impensabile, si può dire, a inizio stagione. Conte ha detto che non ha visto Inter-Roma, ma il secondo tempo di Fiorentina-Empoli. Siparietto con Ciro Ferrara. Allora guarda, se fosse stato il secondo tempo di Genoa-Parma io ci posso anche credere, ma che abbia visto il secondo tempo, che penso l'abbiano fatto con il sorriso, perché Fiorentina-Empoli che te le guardi a fare più. Cioè ci sta che tu non ti guardi niente, magari stacchi, perché vi assicuro ho avuto un momento di stanchezza anche io negli ultimi giorni, una serie di cose che non riguardano solo il calcio, ma mentalmente dovevo staccare, il corpo mi chiedeva proprio di fermarmi con i contenuti, perché poi voi non lo sapete, ma quando non faccio video io comunque sto a cercare un contenuto dietro l'altro, un podcast dietro l'altro, qualcosa di interessante e di nuovo, lo studio delle altre squadre, io non stacco mai.
e la mia famiglia lo sa, mia famiglia, mia moglie e gli amici che anche quando vado a suonare mi vedono col telefono che recupero le trasmissioni che ho messo in pausa, quindi dovevo staccare un attimo, musica eccetera eccetera. Questo a sottolineare come alle volte, se voi vedete C'è della giocatori live che in questo staccano la supporto. spina e non si allenano subito dopo, sono cose ragionate, che uno staff sa che arriva un momento di stress assurdo dove il troppo stroppa e devi staccare proprio mentalmente, così puoi ricominciare con più energie mentali. È veramente importante farlo. Quindi se non avesse visto la partita Conte ci crederei, ma penso che se l'ha vista. Alla 35esima ci dice Alessandro, 23, 24, 44 gol subiti contro attuali 20. Ah, il paragone della difesa, insomma, con la difesa di Spalletti e la difesa di Conte. Sì, abbiamo chiuso i rubinetti, abbiamo chiuso la porta senza alcun dubbio. Quello era un Napoli che però faceva, ovviamente, coperta corta, no? Quello era un Napoli che faceva una caterva di gol, era molto più spettacolare. Questo Napoli qua meno spettacolare, e facevo, ve la dico, la riflessione che avevo accennato al gruppo Telegram e che avevo accennato nel video sull'Inter. Chiedevo e ho chiesto anche a Guido, ma ve la ricordate una partita di quest'anno però, dove il Napoli proprio dominante, però sfortunato, capita il rimpallone, l'autogol, come è capitato in passato, e la perdi, e non la vinci, sai, quella partita stregata dove tu hai fatto tutto quello che potevi fare, ma capita la partita stregata. Non me lo ricordo, cioè ci sono state partite che abbiamo vinto, molte, ovviamente con merito e così, ma proprio quella cosa dominante, assoluta, non me lo ricordo. Quelle che abbiamo dominato le abbiamo alla fine vinte, poi molte le abbiamo sfangate anche con un pochino di ansia eccetera eccetera, non me la ricordo. Quindi quel Napoli tipo là, che è quello del 2023-2024. Questo Napoli qua è molto diverso, ed è una riflessione che ve la lancio lì. Miglior difesa d'Europa, senza alcun dubbio. Oggi credo che il Liverpool abbia vinto la Premier, e quindi controlliamo tutte le cose. Mi chiedo se De Laurentiis abbia la sfera di cristallo. Dopo aver ceduto Kvara e aver fatto un mercato di gennaio nullo, rischio di portare a casa il quarto scudetto del Napoli. Caro Antonio, se tu ragioni anche sui presupposti dell'estate, nemmeno di gennaio, ma dell'estate, che portarono poi al terzo scudetto, se tu ricordi, eravamo tutti preoccupatissimi perché se ne stavano andando pezzi importanti, pezzi che, cioè un Koulibaly che doveva diventare capitano, se n'è andato, che se n'era andato Fabian, se n'era andato Mertens, se n'era andato Insigne, cioè se n'erano andati pezzi importanti, e tu dici mo qua speriamo che vanno bene i nuovi acquisti, e andò tutto bene. Se proprio deve andare così, che ci possiamo dire, destini forti, non lo potete leggere, ma destini, se sono uomini forti, destini forti, altrimenti non saprei. Nota tattica, dal 75esimo Politano chiede per 3 volte la palla in profondità di Lorenzo, senza essere accontentato. Bello questo atteggiamento. Oggi ho visto dare tutto in campo, anche i legamenti. Si succede. Sì, Antonio. Sì, pensa che nell'ultimo scatto di Politano io ho anche urlato in testa, questa volta al contrario, come ho fatto con McTominay quando prende quel calcio sul ginocchio, che ce lo ritroviamo in difesa ad anticipare la gente. McTominay è anche difensore aggiunto. McTominay, basta, e siamo all'89esimo, una cosa del genere, basta, buttati a terra e passeggia, non fare più scatti, non vi fate male, perché dobbiamo fare, fosse una finale ti direi rompiti tutto così. Visto che non lo è e ci sono altre 4 partite, ho chiesto a McTominay come a Politano, calma un po', perché non possiamo rischiare poi di andare in deficit proprio di giocatori. Antonio dice, tutto merito dei ragazzi, lo scudetto sarebbe un prodigio. Sarebbe merito dei ragazzi, ma anche merito di Oriali, se permettete, è proprio così. Lo scudetto sarebbe un prodigio. Io non penso che quest'Inter ce la farà con il Barça, quindi non possiamo perdere una partita, ma in generale, Dario, non possiamo pensare di avere bonus, rischiamo poi di creare, ecco, visto che adesso è avvenuto il sorpasso, poi il sorpasso, se succede il controsorpasso, cioè che ti riagganciano e
stecchi e non sia mai Dio, potrebbero poi arrivare a quell'eventuale spareggio con più forza, perché in questo momento abbiamo più forza noi mentale. Quindi non esiste proprio. In questo momento qua devi spingere al massimo e non puoi pensare di gestire. Non credo che il Napoli abbia la forza di gestire. Il Napoli deve andare deve dare il massimo che ha e vediamo quanto ne abbiamo. Ma è chiaro che l'Inter potrebbe rimettersi in sesto. Non perdevano 3 partite consecutive dal 2012, ho letto in giro. Io mi ero permesso, poi se uno mi ero permesso di dire guardate, è meglio che prendono una botta. Io la volevo con il Bayern non è andata bene, ma una botta dietro al collo gli è arrivata con il derby, perché non si può pensare che un derby perso così male possa non lasciare nessuno strascico. Il derby, un ulteriore derby perso da quando se n'è andato Pioli, non lo vincono più. La coppetta viene sempre considerata una coppa inutile, ma è una coppa che ti leva il triplete e già ti leva un sogno. Qualche strascico lo lascia e si è visto. Quindi io sono contento di non aver tifato Inter, onestamente, in questi giorni. No, devono andare avanti. No, devono andare indietro. L'ho vista così, poi posso sbagliare. Allora, Lucas, ho capito come sarebbe andato il primo tempo dallo scatto determinato sul calcio all'inizio. Lucas, ottima osservazione, tra l'altro studiato, perché sappiamo, e questo ve l'ho detto un po' di volte, cioè tutte le volte che abbiamo parlato del Torino, che la regia difensiva passa dai piedi di Milinkovic-Savic, che ha un calcio potente e preciso. Quindi loro evidentemente, io non ho visto tutti i calci all'inizio del Torino, ma Conte sa e prepara, e quindi va subito, lancia Lukaku fino al portiere. Questa è una di quelle volte dove il pressing al portiere, che di solito non è consigliabile perché lasci un uomo libero quando prendi uomo su uomo, in questo caso era da fare perché gioca di più il portiere che non un Fermi Maripan tutti, o un c'è Masina. follia. Quindi è anche tattica la cosa di Lukaku addosso, oltre che di mentalità. Domenico, gentilissimo, -4 battaglie. Come siete bellini che usate le parole giuste per non farmi arrabbiare. Penso che la partita più importante sarà Lecce, non perché è la prossima, ma perché loro emotivamente saranno carichi per il lutto e per la salvezza. Forza Napoli sempre. Sì, Domenico, ne abbiamo accennato in una prima domanda della live. Io ci aggiungo anche il Cagliari, non che Genoa e Parma ci lasciano i punti così, perché non lo ha fatto nemmeno il Torino, che ad un certo punto l'unica occasione pericolosa con Che Adams l'hanno avuta molto presto e lì abbiamo rischiato un po', poi non ce l'hanno fatta perché Napoli stava sul pezzo. Però nessuno ti lascia i punti per strada e tutti vorranno mettere un inciampo, come lo vogliono mettere anche all'Inter, non dico il contrario. Quindi sì, mettiamoci il Lecce perché è la prossima e perché si giocano tanto. Io non riesco a dimenticare il Cagliari perché poi è l'ultimissima, chissà come sarà la classifica. Quindi godiamoci, viviamocela. Davide, che bello! Un bacio gigante. Conte ha appena parlato su DAZN, estremamente cauto e poco entusiasta. Vincere lo scudetto sarebbe un prodigio. 2 parole sul centrocampo, enormemente cresciuto, tutti. Assolutamente, caro Davide, io ti abbraccio forte, prima di tutto. È chiaro che l'impatto di McTominay è innegabile e sotto gli occhi di tutti. A me nel primo tempo è piaciuto molto anche Anghissà, perché ha fatto quelle sovrapposizioni, quei sovraccarichi sulla destra, e un paio di volte lo abbiamo visto anche a sinistra. Quando sta e si propone, ovviamente ha molta più propensione offensiva rispetto a un Gilmour. Io poi ho notato, ragazzi, io vorrei fare un'altra statistica su quanti falli fa Anghissà. Secondo me sono pochissimi, e delle volte glielo diciamo anche come rimprovero: fallo un fallo, spendilo, rompi un'azione avversaria, no? Un'azione avversaria che è importante, e di una pulizia alle volte snervante, però è una cosa che quando ti va bene diventa un suo pregio. E poi Lobotka è sempre una calamita, più che regia sta facendo da calamita di posizionamento, calamita di quando gli avversari provano a uscire, se c'è Lobotka là la prende lui.
Poi oggi ha anche avuto un momento che gli è scappato un pallone. Stiamo nel limite anche là di un giocatore che non ha staccato mai la spina, e non sono solo le partite, perché poi sì, il Napoli ha giocato poche partite, ma mettiamoci anche le partite dell'anno scorso, cioè giocatori che non hanno staccato mai, che sono sempre titolari inamovibili. C'è anche quello che pesa in un percorso di un giocatore in una squadra, non stacchi mai la spina. Quindi assolutamente sì. Ma tutti sti infortuni, lo so Enrico, purtroppo ce li dobbiamo accollare. Un po' può essere, come Conte ha detto, la questione dei campi, un po' la sfortuna, un po' siamo stati fortunati all'inizio e adesso paghiamo perché si bilancia, e un po' è perché probabilmente se spingi al massimo oltre le tue possibilità si paga. In qualche modo il fisico paga, e quindi dobbiamo essere pronti anche con le seconde linee. Allora, le parole di Conte a DAZN in privato, amico mio, grazie, sono scritte o... fammi capire. Hai cambiato foto, con la scritta Fabio Versate, sei molto... 6 minuti! E sentiamocele, Antonio Conte, l'allenatore del Napoli, buonasera, benvenuto. Sì, buonasera a tutti. Federico, no, l'ha vista? non l'ho seguita. La sapevo che Non l'ho vista veramente. ci credo. No, non l'ho vista. È serio? Anche perché già soffriamo per noi, perché dobbiamo soffrire pure con gli altri. Ok, allora, ci sta. Ho guardato il secondo tempo di Fiorentina-Empoli. Sinceramente, se ci volete... Il silenzio in studio. No, ragazzi, mi sembra sincero. Allora può essere che lui non ha voluto né gufare, né guardare, né soffrire, però la voglia di guardare calcio, il bisogno di vedere calcio è C'è della live in importante. questo supporto. 4 passi ancora. Vedi lo scrittore. Vedi lo scrittore che va oltre con i giochi di parole, i giochi con le lettere e con i numeri. Sono 4 passi ancora da fare senza inciampare. Che bellezza. Grazie mille, Diego, da morire. Vedete, altrimenti... No, Cino Ferrara conferma le sue abitudini. Che c'è la sua password. Non lasciavi guardare Antonio, lasciavi ascoltare. No, anzi, ho spento telefono, ho spento tutto. Alla fine ho sentito che qualcuno... Ma perché cedere di sofferenza, Posso dire una cosa? devo dire che anch'io, che quando capitava di giornate, anch'io preferivo stacca, spegni, non volevo sapere niente, Ma chi è, Balzaretti? concentrarmi sulle mie cose e poi Io a fine partita vedere. Io invece posso dire che facevo tutto il contrario. Sì, se bufavi. Sì, se io ognuno ha il suo abito di fede. Ognuno ha la propria sofferenza, diciamo. Sì. Ognuno ha la propria sofferenza, decide come soffrire. Mister, parto io su questa serata. C'è un clima Sì, sereno, motivo, mi fa piacere. Ti chiedo niente di tattico, ti chiedo le emozioni di questa serata, di questo Maradona, cosa vi siete detti a fine partita, negli spogliatoi, siete primi a 4 giornate dalla fine, insomma un po' di lato emotivo, mister, suo e della squadra. Il lato motivo è quello che ho detto, che mancano 4 passi adesso. Ne abbiamo fatto uno, abbiamo fatto il primo, ci siamo portati avanti, ne mancano altri 4. Sappiamo benissimo che andremo ad affrontare 2 squadre che lottano per la salvezza, come Lecce e il Parma, e in casa poi abbiamo Genoa e il Cagliari. Il Cagliari però. È tutto da giocare, è inevitabile che oggi contava vincere per noi, l'abbiamo fatto anche secondo me con grande personalità, con grande determinazione, la squadra anche conscia della propria forza. Poi è inevitabile che in casa lo stadio oggi ha spinto tanto, ecco, quindi è stato il 12°, 13° uomo in campo, quando lo stadio è così, ma già all'arrivo è stato difficile arrivare, ecco, entrare nello stadio, per quanti tifosi c'erano, non è che erano contenti, erano eccitati, nel senso che erano molto determinati e cercavano di trasferirci tutta la loro determinazione. Alla fine forse Conte a Napoli si può davvero fare tutto.
Non è vero che qualcosa non si possa fare, perché anche grazie Ah, sembra polemica! Si può o non si può fare tutto? La scorsa settimana ovviamente parlava delle difficoltà che in casa Napoli di riuscire a fare. Ma sai, io parlo di calcio, ho capito che devo parlare di calcio, punto e basta, quindi anche perché qualsiasi cosa uno poi dice viene strumentalizzata su tutto, quindi parliamo di calcio che è la cosa migliore. Bravo. Andrea Stramaccioni. Ecco, mister, io riesco a fare solo domande su quello, quindi vai tranquillo. Lo so, infatti preferisco le domande. Anche quindi la me la prendo sempre io alla fine, incredibile. La No, prendo sempre la mia. Antonio, io ti voglio fare una domanda diciamo, sulla crescita straordinaria del tuo centrocampo. Noi siamo rimasti impressionati anche qui analizzando questa partita del percorso fatto dai due interni di centrocampo. Un percorso iniziato dopo la prima giornata, parlo di McTominay e Anghissà, la capacità che hai trasmesso a questi due giocatori di morire sempre dentro l'area di rigore e affiancare Lukaku, questo incredibile stagione di questi due giocatori. Comunque finirà, Antonio. Sì, Andrea, come dicevo prima, andando a vedere un pochettino la rosa della squadra, noi i gol comunque dobbiamo trovarli, perché se vai a vedere non è che è una rosa dove hai tanti giocatori in doppia cifra o comunque che ti assicurano un tot di gol. È inevitabile che tu devi lavorare tanto e cercare di sfruttare le risorse che hai cercandole di migliorare. Io penso che tutti quanti siamo molto migliorati. È inevitabile Anghissà, vedere ecco, il primo gol, molto bello, no? Il taglio di Anghissà senza guardare sta palla che la mette in mezzo con uno Scott che arriva e fa gol. Sicuramente abbiamo lavorato tanto, è il frutto del lavoro, perché noi abbiamo 74 punti, quindi mancano 4 giornate. Penso che la Champions ormai sia un fatto matematico per noi. Pensare a quello che da dove partivi è sicuramente qualcosa Welcome to the di bello, community. ma frutto esclusivamente e merito dei ragazzi, perché Scudetto sarebbe straordinario, Conte? ma guarda, lo scudetto sarebbe un prodigio, ecco. Prodigio. Grazie, ci ho dato il titolo. Grazie Antonio Conte. Grazie mille, grazie, si scherza ovviamente. Prego. Aspettavo solo quello, grazie. Ho visto, gli hai tirato alla fine. Si scherza. Vabbè, voi i titoli volete, come dice John Cena. John Cena. Va bene, Champions raggiunta, ora divertiamoci. Io non riesco ancora a capire perché le ultime 2 o 3 sostituzioni vengono fatte sempre negli ultimi 5 minuti. Di solito se ne lascia solo uno. Sì, io capisco quello che dice Alessio. Il problema di oggi, e in generale hai ragione, sono d'accordo con te. Il problema di oggi è stato che tu ti sei dovuto giocare 2 sostituzioni, quella di Anghissà e quella di... perché chi è entrato? È entrato Filippo ed è entrato Rafa Marin. Per Buongiorno, per infortunio. Ti sei giocato 2 slot. Ovviamente hai solo un terzo slot. E non puoi... Se aspetti un pochino... Cioè, se non aspetti, poi ti rischia che arriva quell'altro infortunio e non lo puoi utilizzare. Quindi lui ha aspettato un pochino per poi cambiarne 3 tutti insieme. In questo caso... secondo me ci stava, nel senso che proprio per evitare, visto che sai che stanno tirando al massimo, c'hai questa 2 scelte: chi cambi, perché uno lo puoi tenere, le puoi tirare fuori 3, però potrebbero poi altri venirti meno nel finale e poi ti fai il finale in 10 uomini perché non hai più slot. Secondo me oggi ha fatto questo ragionamento. Poi per il resto qualche cambio un po' più in fretta ci sta a chiederglielo. McFradem. Allora, quando vedo la faccia di Valeria in questi momenti di gioia, la gioia è doppia in questi momenti. Grazie Cree, siamo lucky a vivere queste cose e a viverle tutte insieme. Non mi nominare John Cena, che sto infrevando per la mancata storyline con The Rock a WrestleMania. Tra l'altro io non ho visto che è successo. Lui ha detto sintonizzatevi perché scrivo la storia, rovinerò la storia del wrestling. Non ho seguito, mi hanno mandato delle cose, poi approfondirò perché non sono un appassionato. Domanda per te e per Guido dopo: cosa è cambiato in questa squadra che storicamente sbagliava sempre queste partite importanti? Oriali. È cambiato Oriali. Ti posso dire questo, ti posso dire che c'è un allenatore che sta sul pezzo. Qualche volta anche quest'anno dei momenti in cui dovevamo approfittare non l'abbiamo fatto, onestamente, però pensiamo ad adesso che l'abbiamo fatto. Oriali è cambiato, non lo possiamo sapere l'impatto, però è una figura che prima non c'era, e se scopriamo che poi magari superiamo anche delle difficoltà che sembravano insormontabili in dei momenti chiave, loro si girano e trovano un uomo di quello spessore che magari ti dice la parola giusta insieme alle parole di Conte, che magari uno è più aggressivo così, l'altro è un po' più metodico, un po' più tranquillo,
è Oriali. La butto lì come intuizione, non lo possiamo mai sapere, non si contano i punti che ti ha portato Oriali, ma è la differenza con tutte le altre stagioni, che c'è quella figura là. Ah, amico mio, sì, lo so. Quindi non sono più il tuo idolo se non lo seguo. Mi chiedo scusa, ma veramente non posso seguire. Io anche gli altri sport sto cercando di imparare un pochino di più il baseball, perché guardandolo così non si capisce niente. Il football americano più o meno l'abbiamo capito, seguendo anche gli altri sport, ma poi mi risulta difficile perché con la musica un po' se seguo tutto veramente ci lascio le penne e non posso così. Sì, la classifica Guido -2 rimarrà, perché poi con le altre tutte le, cioè -2 non può migliorare, ecco, perché con tutte le altre ci abbiamo vinto, ci ricordiamo come, e quindi ricordate col Cagliari vittoria larga, però Meret protagonista, ricordo col Parma quel finale pazzesco con l'ingresso di Lukaku, con l'espulsione di Suzuki, insomma tutta una, ce lo ricordiamo come siamo arrivati a quelle vittorie. Però a -2 bisognerà chiudere, cioè con un, anche vincendole tutte, cioè +0, +0, +0, +0, la si chiude. Speriamo, sarebbe comunque un bel prodigio. Sì, è come guardare un dramma, esatto, è come guardare una serie TV, non è uno sport, seguire una storyline diversa, è chiaro, è chiaro. Però io ricordo che da bambino fino a un certo punto io ci credevo che stessero lottando veramente, e poi quando l'ho scoperto ci rimasi male, cosa che in America non è successo, cioè non si sono rimasti male, hanno semplicemente cambiato il modo in cui lo vedono. Io ci rimasi malissimo, dici ma come fanno finta, ma come è tutto studiato, e non lo potevo accettare. Allora, secondo te Valerio, qual è il segreto di questo scozzese arrivato in Italia da sconosciuto e rivelatosi una grande sorpresa positiva? Beh, sconosciuto per noi, Freddy. Alla fine io ho parlato anche con un tifoso americano del Manchester United, perché poi, piaccia o meno, il Manchester United, nonostante l'ultimo periodo, ha dei tifosi storici, perché la storia della squadra è incomparabile, e sono loro, il Barcellona e il Real Madrid, che avranno sempre tifosi per la storia che hanno. E quest'amico mi diceva è il nostro McTominay, nel senso non è eccellente, diciamo non è un Pogba, per dirci, no? Parlando sempre di un giocatore che è passato per il Manchester United, cioè la tecnica incredibile, eccetera. Però è uno dei nostri che, ho letto anche un commento, is mid, but is our mid, cioè è medio, però è il nostro medio. Molti tifosi erano affezionati a McTominay, sicuramente aveva poco spazio per essere così poi decisivo. Alla fine molti giocatori, quando hanno un potenziale, e McTominay sicuramente ce l'ha, e l'aveva dimostrato anche entrando dalla panchina, spesso col Manchester, il gol nel sangue, poi forse non avevano ben individuato come sfruttarne le caratteristiche al meglio. Se gli dai continuità a un giocatore del genere, lo fai sentire importante, e come al solito quando vengono dalla Premier, magari noi non li conosciamo subito, però ci rendiamo conto che sono fatti di un'altra, che sono abituati ad un altro impatto, un altro ritmo, un'altra intensità, vengono in Italia, sì, devono studiare un po' di roba tattica e capire le preventive e tutta una serie di cose, però poi nell'uno contro uno vanno a duello, se la palla arriva spiovente sono freddi sotto porta, e questo è stato il suo impatto. Finale di stagione scottante, scottante. Signori, visto che passiamo anche ai vocali, perché non possiamo perdere tempo, e vediamo se riesco a risalire al primo vocale, che è di Davide, il nostro mister. Buonasera Valerio, buonasera a tutti gli amici della comunità, una splendida giornata, siamo a +3, a -4 dal termine. Ci tengo a testimoniarlo anche qui, come ho fatto nel nostro gruppo privato Telegram. Dopo la giornata di oggi, se il Napoli nelle prossime 4 partite riuscirà a fare 2 vittorie, a prescindere dall'avversario, se riusciremo a fare 6 punti nelle prossime 4 partite, lo dico, lo sottoscrivo, abbiamo praticamente vinto il campionato. Non credo che l'Inter nelle prossime 4 riesca a fare 8 punti, prevedo fortemente
che nelle ultime 4 l'Inter faccia 7 punti al massimo, ovvero 2 vittorie e un pareggio, e prevedo anche una sconfitta. Non so con chi, ma ancora una sconfitta l'Inter la farà. E niente, volevo salutare la comunità e un abbraccio forte a tutti quanti. E un Forza come abbraccio. sempre. Un E abbraccio. se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, e se ne va, la capolista se ne va. Maurizio, nel brodo di giuggiole. Caro Davide, io ricordo che tu tra l'altro avevi anticipato che con i caldi, con l'arrivo poi dei primi caldi, l'Inter poteva pagare un pochino più le difficoltà delle fatiche. Io avevo parlato anche del fatto che avessero un anno in più. Tu ci avevi aggiunto questo particolare che non era stato considerato da nessuno, che può essere una cosa vera. Ci aggiungiamo anche questo momento mentale dove si scricchiola, perché non si sentono più sicuri di far gol sempre, sentono quella cosa di prenderlo un gol sempre nelle ultime partite, quindi addirittura un ulteriore crollo con un'altra cosa, ci può stare. Alla fine noi abbiamo fatto le 7 vittorie consecutive nel periodo precedente. Mi pare che loro non sono arrivati a 7 vittorie consecutive. Quindi in teoria, se il Napoli facesse quest'altro filotto, sarebbe bissare le 7 vittorie consecutive prima. Abbiamo avuto i nostri dubbi, ovviamente, sul Napoli, perché sembravamo in affanno e giocavamo mezza partita. Questa qua, insomma, molta più tranquillità. Meret non ha dovuto fare una parata, c'è stata veramente mezza occasione, quella là di Adams, importante, e poi un tiro di Lazzaro altissimo, ma nient'altro, cioè non è successo veramente niente oggi. E quindi, dai. Massimiliano dice: leggo già decine di critiche a Buongiorno sul fatto che sia frascito. Siamo i peggiori nemici di noi stessi. Non hai il tempo di tornare dall'infortunio che subito si butta in mischia. Sì, ha dimostrato anche grande generosità, senza dubbio. Poi è una riflessione che dobbiamo fare su noi stessi. È stata una stagione sfortunata, oppure il tipo anche di squadra dove devi mantenere una tensione anche mentale, muscolare, che poi sono connesse le due cose, ti fa pagare un pochino qualche toll, qualche dazio. Lo scopriremo probabilmente l'anno prossimo, dove vogliamo immaginare che con il doppio impegno si allargherà anche la rosa, e lì capiremo. Sto parlando di Conte, perché immaginiamo che continui Conte. Lì capiremo se con giocatori più importanti Conte è comunque cocciuto con le sue convinzioni da 12-13 giocatori, o se allarga un pochino le rotazioni. Questo sarà importante capirlo. Max. Allora, c'erano delle cose di cui mi volevo lamentare, tipo i cambi, gente che sta morendo. Antonio, diciamo che oggi un po' è stato un po', diciamo, strettino con i cambi, come al solito, però va bene così. L'MVP, come hai detto anche tu nel video, a prescindere secondo me dalla vittoria o meno dello scudetto, ci ha risolto la seconda partita di fila. Certo. Ne restano 4, spero che non gliele lasciano fare tutte quante a lui da solo, spero che anche il resto della squadra lo prenda, diciamo, come un esempio, Scott, e ci regali questo sogno. Sì. Ciao amici bellini. Tra l'altro sì, poi io posso pensare anche che tutti vogliano dare una mano, poi lui è l'unico che ci riesce. Alla fine, un appello per il Valerio musicista: prima della fine del campionato puoi suonare lentamente La capolista se ne va, dato che ognuno la canta tutta storta. Ci proveremo anche questo. Non ce la faccio a farlo adesso perché non me la sento, perché poi così, però si stanno creando dei presupposti che poi... Valerio, tu ti devi calmare, ti vedo agitato e ti devi calmare, perché qua stiamo mantenendo tutti un certo contegno, ti devi calmare. Detto ciò, comunque partita non entusiasmante, a dire la verità. Infatti credo che abbiamo chiuso con quei 2 tiri in porta, poi mi confermi, forse c'è stato qualcun altro nel secondo tempo, ma non tantissima roba. Io ti dico, cara Valentina, McTominay gol, anche sa, Adams alto. Poi mi sono scritto un minutaggio, mi sono scritto Oliveira per vedere la posizione di Oliveira. McTominay gol, punto, chiuso il primo tempo. Secondo tempo, un minutaggio Conte che fa vedere una cosa. Billing la traversa, perché quella è stata la cosa di traversa. Poi minutaggio la costruzione, questo solo per gli screenshot, per l'analisi tattica. Minutaggio però reali. E poi un tiro di Lazzaro alto che non ha fatto paura a nessuno. Veramente non è successo nulla.
però siamo stati bravi secondo me col centrocampo a contenerli bene. Sì. Penso di aver finito qualsiasi aggettivo compreso nella lingua italiana per McTominay, perché credo veramente non ce ne siano più. E per il resto però che ecatombe, ragazzi, sti infortuni, cioè, non è possibile che una partita buona che ci va tutto giusto e ecatombe. Non lo so se questa cosa di Buongiorno secondo me si poteva gestire meglio, cioè sia Conte, che non credo che fosse impossibile far partire Rafa Marino dall'inizio sinceramente, sia Buongiorno che forse con quella corsa se la poteva risparmiare secondo me. Come fa? E niente, Elmas secondo me infiltrato, ti dico, infiltrato. Ho visto vari abbracci, insomma, e poi molti di quegli abbracci, quando li fai sul campo, tu sai che vieni preso dalle telecamere, ma lo sai che anche negli spogliatoi si vedono che c'è la gente con le telecamere, quindi non si fanno nessun problema. Ci sono i vari momenti, ci sono quando si incontrano i giocatori in privato, ci sono dei momenti pre-partita che comunque vengono ripresi ed altri momenti così. Elmas non ha cambiato la foto, onestamente è rimasto molto molto affezionato a noi e agli ex compagni di squadra senza dubbio. Poi ci ha provato a darci qualche dispiacere, ecco, un tiro di Elmas è arrivato ribattuto, poi ha portato a una deviazione eccetera eccetera nel primo tempo, non è riuscito a fare altro, ma tant'è. Spolliciate, ha ragione Gianca. Come se fa? Io qua tenevo pure la cosa per poter mettere le cose. Penso che rompo tutto se cerco di mettere. No, non lo posso fare. Non lo so fare. I layers. Con i layers, il loghetto, i contorni. No, rompo tutto. No. Lasciate il like senza che lo faccio così, perché è importante così. Siete più di 800. Mamma mia, bellezza. Allora, recuperiamo un altro vocale. E piccola postilla, mi è piaciuta molto la partita di Spinazzola, ti devo dire la verità. Billing è anche entrato molto bene, ma Spina secondo me ha fatto un'ottima partita. Sì, sono d'accordo. Amici bellissimi, non bellissimi, proprio bellissimi. Saluti da Torino. È bello sto fatto che voi si sono resi conto nel gruppo Telegram che io comunque faccio vedere le immagini qua, e quindi mettono anche le foto, siete troppo forti. Elmas a fine partita durante i festeggiamenti col Napoli, questo infiltrato Ronaldinho col Barcellona quando era col Milan. Vai Pino. Che dire, abbiamo messo, come si dice, il musetto avanti, però io un'imprecazione durante la partita l'ho dovuta fare, troppi infortuni, qualcosa non va, o a Castelvolturno, nel terreno, o il signor Conte deve un attimino mollare il carico, perché qua i giocatori si stanno spezzando e non è una cosa buona. No. Anche perché non ne abbiamo tanti, quindi è bravo. Per il resto, dai, mi aspettavo un po' di più da Politano in confronto a tutti gli altri, perché comunque il Torino non è stata una di quelle squadre che è proprio irresistibile in fase offensiva, quindi non doveva neanche rientrare più di tanto. Un saluto a tutti e forza Napoli, speriamo di vincerla, dai. È vero, Biraghi non ha spinto molto, non ha dato, però Politano l'ha tenuto secondo me impegnato, anche per questo non ha dovuto fare molta fase difensiva. Un paio di volte ha saltato l'uomo, una volta l'ha saltato di netto e là mi è piaciuto, perché poi Politano non ce l'ha il dribbling secco in avanti, c'ha sempre il dribbling a rientrare che lo porta indietro. Una volta si è preso un giallo e poi alla fine l'assist col destro per il secondo gol di McTominay, quindi là gli do un voto alto. Sì, a Simone io rispondo qualcosa, sono sicuro che hai in mente qualcosa. Io quello che ho in mente non lo posso dire perché non è proprio il caso, però state tunto ovviamente, perché potrebbe succedere. Davide. Buonasera Valerio, stasera una vittoria tranquilla, strana, stasera veramente tranquilla, visto le statistiche, Torino 0 tiri in porta, difensivamente bene, offensivamente idem, perché secondo me poi nell'analisi ci saranno almeno, ci sta sicuro il fatto che riempiamo l'area con tutti, c'entra McTominay, entra Billing, cioè, l'area è piena di, infatti siamo più centrocampisti che attaccanti, è una cosa assurda. Partitone di tutti, anche di chi è entrato, Billing a me è piaciuto veramente tanto, e per il resto mi incazzo con me stesso, perché non con me, però non riescono a mettere i cross, non so, è più forte di loro, i cross non ne sapano fare, cioè anche quando li fanno Billing prende la traversa, cioè Politano e Spinazzola non riescono a mettere un cazzo di cross buono. Detto ciò, voglio dire una parola e ci salutiamo, a Famocca.
L'ha detto che non si capisce, quello Siani dice omologato, va benissimo. Stavo cercando gli XG del Torino per capire, ovviamente quello di Adams ha un XG abbastanza alto, 0,36, quindi il Napoli chiude con 0,84, ovviamente sale molto con il colpo di testa di Billing. Il Torino chiude con 0,53, come arrivano a fare 0,53? Mi chiedo, ma tant'è, 0,2, 0,2, 0,2... Caramò, qualche cosa, forse qualche tiro bloccato che li porta. Sembra strano, secondo me Sofascore aggiornerà il versatile. Buonasera a tutti, Valerio, un abbraccio agli amici bellini, senza voce, però è la prima volta, vado a memoria, che il Napoli sfrutta un set point, diciamo così, perché questo era set point, non so se sarà un match point. È inutile parlare di McTominay perché sarei quasi ridicolo. Però vorrei dare merito a chi è entrato, Billing, vorrei dare merito a Gilmour che l'ho visto pressare, Simeone Raspadori pure che nei pochi minuti, Meretti inoperoso, quindi quando il portiere non fa una parata significa che si è giocati alquanto bene. Sì. Vediamo queste ultime 4 partite se ci fanno altri scherzetti di infortuni. Speriamo di no, perché la squadra al completo, il Napoli, almeno per quelli che scendono in campo, è forte. Forza Napoli. Sempre, caro Fabio. Ciao Valerio, ciao amici bellini. Possiamo lanciare una petizione, magari chiedendo ai giocatori di far finta di infortunarsi prima ancora che arrivi l'infortunio, così da avere una sostituzione. Questa è bellissima, questa è di una finezza incredibile. Cioè la petizione deve essere lanciata solamente ai calciatori senza farlo sapere allo staff, di far finta di infortunarsi così noi ci spaventiamo lo stesso perché non lo possiamo sapere nemmeno noi. Però arriva la sostituzione e sono pronti per la prossima. Io credo che sia un'idea geniale. Vediamo se qualcuno che ci segue, perché tra 900 persone che stanno seguendo, se qualcuno può portare la favela, la buona novella ai giocatori, e se vediamo qualche esagerazione nelle reazioni dopo qualche contrasto, vuol dire che è arrivata l'idea. Samael, tu l'hai detto un'ora fa e quindi aggiungiamo a quello che dice Angelo quello che dici tu e l'idea è stata lanciata. Scusami Valerio, sono sempre Pino, ma ti volevo dire una cosa. Preparati perché se va avanti così devi sopportarti a Hasa lì, in centrocampo. Preparati. Che deve giocare lui? Credo che è capace che gioca Oriali. È più facile che mettiamo le scarpette a Oriali che non che gioca Hasa, ovviamente. È una battuta che mi dovete concedere perché Hasa non giocava con il Lecce, è un acquisto che veramente mi spiego pochissimo, e non giocava con il Lecce, è un giovane che è stato messo là così, centrocampo, è utilizzato come sparring partner alla fine, messo a volte in difesa, quando mancato Mazzocchi ha fatto lui il terzino, insomma, serviva per avere un numero di giocatori per gli allenamenti più che altro, ma non l'ho visto mai, insomma, far parte delle cose. Hasa non credo che lo vedremo. Oriali è più facile che gioca Oriali. Nel frattempo arrivano da Vincenzone immagini esclusive che dal campo, e che vedo, forse questo è il momento della cosa. Non metto l'audio perché non so, potrebbero uscire cose che non ci possiamo fidare, ma ringrazio il buon Vincenzo Slumbo. Buonasera a tutti ragazzi. Buonasera Valerio. È stata una domenica svoltante sotto ogni punto di vista. Possiamo dire che vincere uno scudetto dopo aver raschiato il fondo del barile, dopo averne vinto uno stradominato sotto ogni punto di vista con Spalletti, sarebbe incredibile. Mancano 4 giornate, manca un mese, quindi calma, piedi per terra. Però sono contento, cioè quest'anno, stasera ho avuto l'ennesima dimostrazione che in certe gare così decisive, importanti, il gruppo risponde presente, la sblocchiamo e la chiudiamo subito, che poi è una prerogativa delle squadre di Conte, almeno quest'anno soprattutto, no? Andiamo sempre subito in vantaggio, inizio anno poi soffrivamo dopo 1-0. Partire forti, sì. Adesso siamo un po' più martellanti, ripensare alle annate dove magari eravamo lì, dominavamo le partite, poi siringhe, insomma... Questa è stata una grandissima soddisfazione. Proprio il contrario, esatto. Vedere che il gruppo è vivo, il gruppo vuole vincere, tanta roba. Forza Napoli sempre, testa a sabato.
Proprio esatto, proprio il contrario di quello che vi dicevo. Alle volte abbiamo visto un Napoli dominante, scherzavamo nel gruppo, no? Nelle ultime partite, esonerato Conte, arriva Sarri, per esempio, calcio champagne e pareggiamo tutte le partite perché non riusciamo a sbloccare il risultato. Abbiamo dei ricordi anche del genere, di un Napoli che ci prova e non ci riesce. Rispondo a Simone, cosa ne pensi della prossima partita e quello che è successo tra Lecce e Lega. Io sono molto amareggiato perché poi si è percepito dalle cose social, insomma, l'importanza, giovani, troppo giovani, sono quelle cose inaccettabili. Per una squadra, per un gruppo, là diventa uno dei tuoi e quindi sono cose che non si riescono ad accettare a quell'età. Se una squadra oltretutto ti chiede, e l'Atalanta non tiene più niente da vedere, anzi probabilmente anche loro non avendo più l'Europa e le cose del genere, se una squadra come Lecce che si sta giocando la salvezza e sa che spostarla più avanti ti può portare anche ad affrontare poi il Napoli, e sarebbe stato un vantaggio per noi, con meno riposo, e ti chiedono una cosa, secondo me andava accomodato in maniera diversa. Ma al riguardo chiedo anche il parere di un amico che ci è venuto a trovare, che sta aggiornando i suoi dati, lo so. Guido. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Buonasera. Faccio uno strappo alla regola. No, al buongiorno. No. Voglio... Sai Valerio, il cinema non mi ha preservato dalle fregature della vita, alcune veramente cocenti, ma dico sempre mi ha permesso di incontrare tante persone, di più probabilmente di quante le avrei incontrate con un'altra vita. Non mi era mai capitato questa cosa, adesso devo dire che Valerio mi ha permesso di incontrare direttamente o indirettamente persone meravigliose. Fatemi ringraziare pubblicamente il signor Francesco Fucci, la cui generosità sinceramente mi commuove. Grande Francesco. Io non merito a volte queste attenzioni, questa stima e questi atti che mi mettono sempre in profondo imbarazzo. Però ci tenevo a dirlo. Mi accodo. Sì. Meno 2 la classifica Guido, ma l'Inter che era 7 è arrivata a più 1, ma avendo 41 punti nel girone è andata, e più 1 non gli basta più. Per come l'ho vista io la partita, Napoli ha iniziato bene. Leggi qua che bel messaggio, aspetti, ti devo interrompere perché è bellissimo. Dalla classifica Guido a Guido la classifica. Ah sì, tra l'altro se vuoi ti racconto una cosa carina perché mi sta mettendo in forte crisi. Ieri insomma ho incontrato delle persone, delle cose simpaticissime che sono accadute del cinema, poi ho incontrato, me l'ho già nominato, un mio carissimo amico che si è diplomato con Gasma, quello che parla Guido, ti vedo un po' stanco, pittore attuale. Ma era con un suo carissimo amico che mi presentò tanto tempo fa, quello a cui insomma poi ti racconterò in privato quelle cose del Vate, eccetera, che mi ha detto: Guido, le donne volevano portarmi a cena perché volevano parlare di cinema, ma lui: Guido, ma se battiamo il Torino mi devi procurare i biglietti per Lecce Napoli. Allora. E ho detto: io domani chiamo. No, se battiamo il Torino. Ha detto: allora dopo la partita mi metto in contatto con il mio amico Alfredo che vive a Lecce, il mio amico grande architetto, solo che io non ci sto in Puglia in quel periodo. Già. No, ma devi venire pure tu perché porti bene, mamma mia. Quindi insomma ci potrei rivedere tutto il Guido Resto Umile Tour. Comunque questa chiacchierata con questo amico, che tra l'altro è un tipico nome bernamasco, Ciro, diciamo ha portato particolarmente bene, perché Napoli in realtà poi ha battuto il Torino. Ha iniziato bene Napoli. E dobbiamo dire che nonostante l'ennesima emergenza che Conte ha dovuto rivedere i piani della formazione della gara, eccetera, sta diventando, poverino, un incubo per l'allenatore del Napoli, però finché va bene, bravo lui e bravo i ragazzi, ma non deve diventare una regola, perché immagino che insomma non sia piacevolissimo e nemmeno scontato vincere sempre in queste situazioni di emergenza. Dobbiamo dire che il Torino, nonostante l'1-0 immediato del Napoli, non sono se...
Vabbè, concedeteli l'ironia, io sono cresciuto a Monty Python, Totò e altre cose. Non si è scomposto se manteneva la squadra bassa, concedetemi questa espressione, un po' come giocare sui gas di scarico, no? Cercava l'errore del Napoli, errore che fortunatamente non è arrivato. Ti faccio notare una piccolissima cosa, nelle ultime 2 partite, è ovvio che diranno clean sheet di Meret, siamo contentissimi, non è questo. Il Napoli nelle ultime 2 partite ha concesso 0 tiri in porta. 2 di 6. Inoperoso, difficile dargli il voto, mi No, risultava non è difficile. una critica a Meret, nel senso, quando il gioco si fa duro, intanto la difesa ha serrato i ranghi dopo quella lunga schiera di partite dove comunque abbiamo preso sempre il gollettino. Questo, insomma, va sempre, si gioca di reparto, si gioca di squadra. Cioè Napoli ha fatto un buon primo tempo, difensivamente erano attenti, ordinati, aggressivi, anche su palle sporche, palle da recuperare sulla rimessa laterale, però si è sentita che la testa e le gambe erano pesanti, cioè il peso specifico della partita diventa sempre più gravoso. Infatti in attacco ha reso poco. Sì, e tra l'altro c'era il mago della difesa in Europa di tutte queste stagioni, perché c'era Diego Simeone in tribuna. Ah, bravo. Altro allenatore che porta particolarmente bene quando si siede lui, Napoli vince. È la seconda volta, no, che viene allo stadio. Quindi, insomma, io... No, perché Ciro, io dicevo, lo sai che io non sono superstizioso perché porta sfortuna. Lui dice, io sì. Però ha vinto col Torino, quindi domani Ciro mi chiamerà. Hai trovato i biglietti qui? No, so, le persone scusate, mi gravano di compiti. Io non sono un bagarino, non so cosa, non so, forse si fida. Dicevo, Torino non ha mollato, è rimasto concentrato, non ha cambiato secondo me il piano gara e il Napoli ha tenuto botta. Poi sembrava il classico inizio del secondo tempo del Napoli, che noi diciamo no, vabbè, di nuovo noi il secondo tempo non entriamo in campo. Invece il Napoli ha chiuso in crescendo, anche un po' sprecone. Non ci ha fatto, a parte un gol di McTominay pazzesco il secondo, Valerio, perché aveva il difensore addosso, non è che tu sei di inserimento, rubi il tempo, no, ce l'aveva per tutto il tempo addosso, altri 2 sono andati a chiudere, è riuscito a rubare il tempo a 3 difensori e al portiere, perché era stato un tiro preciso ma veloce, non forte ma veloce. Ragazzi, secondo me è un gol di una difficoltà. Chiaramente ci sono gol molto più spettacolari di quello, sono perfettamente d'accordo su chi me lo farà notare, ma di difficoltà calcistica notevolissima. Ed è un altro bagaglio tecnico che aggiungiamo a questo giocatore, perché non gli avevamo visto fare un gol del genere. Mi sembra 11° gol, doppia cifra in campionato per McTominay, forse uno degli acquisti più indovinati della stagione, non del Napoli, ma credo della Tutta la serie. E dico che quindi il Napoli non ha chiuso con il fiato corto. Quello che ci fa un po' preoccupare è, insomma, che secondo me Buongiorno potrebbe essere un infortunio muscolare, forse anch'essa no, io temevo un stiramento all'addome come è capitato a Anthony Davis nel basket. Lobotka penso che sia una botta, scusate, sembra un po' una ripetizione di parole, perché siamo contati. Il calendario è insidioso, chiaramente non difficile, perché Lecce è all'ultima spiaggia, cioè deve per forza far punti, sono tutte lì, sono Lecce e Parma, le squadre che possono essere tirate giù, Venezia e Monza. L'Empoli ha la qualità, perché come punti sono pochi anche quelli dell'Empoli. C'è da dire che il Parma nelle prossime 2 partite si gioca la Serie A, perché c'ha Como e Empoli, quindi può far bene, può far male o può suicidarsi come si è impiantata l'Inter, perché l'Inter si è impiantata, cioè non c'è nulla da dire, le sconfitte non è vero che non fanno male, ti creano insicurezze anche le squadre ingiocabili. La sconfitta a Bologna ha fatto male, la sconfitta nel derby col Milan, scusate, ha fatto malissimo da tutti i punti di vista. Non è vero che sono coppette, poi tra l'altro mi sembra che sono 5 volte li affrontati i cugini, 3 sconfitte e 2 pareggi, e 2 volte è valso un trofeo, no? La Supercoppa e la Coppa Italia. E comunque nel derby non metti che l'Inter non dovesse vincere lo scudetto, insomma hai perso 5 punti sul perché 6. poi noi non sappiamo cosa significa avere un'altra squadra nella stessa città.
Però immagina lo scenario peggiore dove l'Inter perde le possibilità dei trofei e il Milan in una stagione disastrata magari ne vince 2, diventa pesante in città girare per i ristoranti. Sì. Quella ha fatto male e io lo dissi in privato, o l'Inter perde punti adesso oppure negli ultimi 4 no, li ha persi, ma se perde col Milan perde a rimorchio con la Roma. Facciamo i complimenti, ma io sono una vita che gli faccio a King Claudio, ma non per il tipo, perché Valerio sta facendo qualcosa di mostruoso. No, ma tu l'hai detto in Roma, tempi non sospetti su Ranieri, anche la quando io non Roma ci credevo non poco. fa 40 punti in un girone da quando io e te dovevamo nascere, perché non è i 37 punti nel girone di ritorno dopo averne fatti 23 in un girone d'andata che sembrava il Napoli dell'anno scorso, e quindi già sarebbe un risultato mostruoso. Non è aver dato dignità a una squadra, significa consegnare l'anno prossimo all'allenatore della Roma una squadra tosta, un doppio lavoro. Ma quando una squadra non li fa per tanti anni, diventa non difficile, diventa un caso unico dopo 23 punti. Si dica, questo allenatore sta facendo un lavoro mostruoso senza Dybala negli ultimi le persone, e conservarlo con le dirigente sarebbe una cosa molto intelligente per la Roma, che capisce come per noi è stato sicuramente uno staff costoso, numeroso, ma queste persone poi alla fine masticano calcio e portano punti, quello del Napoli. Sentivo solo questa frase, no? Ma perché forse questo cambio di mentalità in questa partita, gli altri le steccavamo? È probabilmente lavoro settimanale, amiche Bellini, amici Bellini, perché noi sottovalutiamo sempre il lavoro che si fa durante la settimana, fisico, psicologico, di preparazione, di stima, di tante cose che... le partite è chiaro che poi ci possono essere degli imprevisti, tutto quello che vuole, però se tu ci arrivi più forte, non dico che è sicuro, è scontato che vinci, però 8 volte su 10 è un po' più facile, no? E probabilmente il lavoro settimanale di uno staff che mastica calcio a più livelli, perché hanno età diverse, cioè anche chi è giù, è importante. Io vorrei vincere questo scudetto per una sfizio, perché io so benissimo quello che ho detto, non vedo l'ora di trovarmi una persona che tutti quelli hanno detto, tu hai detto che non si passa da 50 punti, sì, io mi ricordo quello che avevo detto, sono qui, colpitemi, fate quello che volete, ma sono pronto benissimo. Ma... Questo è un Guido in versione Emiliano Martinez, cioè fischiate me che posso prenderla, spalle larghe per difendere la squadra. Nel senso, non si tratta di essere onesto intellettuale, a parte che però vi dico, ragazzi, poi cammin facendo non è che arriva l'ultima giornata, è parecchio che li stiamo accompagnando, ci crediamo, non è che mi sveglio oggi, però calma, perché le insidie sono dietro l'angolo. La prossima partita il Napoli si gioca lo scudetto, perché deve mantenere questi 3 punti, Valerio. Questi 3 punti significa avere un mini bonus di un pareggio, una partita ancora da spendere, e l'Inter lo saprebbe, detto ancora siamo dietro, il Napoli ha un mini bonus, la prossima è fondamentale, molto a livello proprio più psicologico che numerico, e poi chiaramente è un mini... Sì, però vi dico un'altra cosa simpatica, personale, che mi costerà qualcosa, che probabilmente anche fustigazioni morali, perché poi siamo persone che parliamo. Diceva la mia splendida compagna con la sua solita simpatia e candore, però non è che poi De Laurentiis, il Napoli vince, dice è andato tutto bene e continuiamo questa politica a ribasso. Perché poi sarebbe 2 su 2. Le donne hanno un'intelligenza, una saggezza, alzo le mani, ha detto guarda, diglielo tu a EDL, perché Conte, secondo me, parlo seriamente, ha sbottato perché lui sa benissimo quello che sta accadendo e sa benissimo che non puoi farti una stagione con Mazzocchi, cose, cioè, e sa benissimo che non è che tutte le stagioni le squadre crollano, meno 18 l'Inter, meno 16 il Milan, eccetera. Quindi ha detto non puoi... Qualcuno la potrà portare avanti questa tesi, nel senso, allora si fa bene ad indebolire così. No, però certo,
Però basta pensare poi all'anno successivo, all'annata straordinaria, così come poi sei andato a finire se non hai poi i presupposti di continuità e di progetto che devi avere, perché poi non può essere la regola che ogni volta che ricominci da capo e poi ti va sempre bene e vinci. Ce la prendiamo ovviamente, però sarebbe bene mettere le basi poi per crescere, perché crescere è l'unica cosa che conta. Se vinciamo molto meglio, ma è crescere Leggo un commento, Vale, non Sì. ti voglio per una volta No, lo fare prendo. nel mestiere. Un certo Antonio Esposito, molti napoletani hanno gioito per l'eliminazione della Roma con il Bilbao, eccetera, eccetera, eccetera. Molti napoletani, ma non io, per dire. Io non godo di sventure di nessuno, non gufo, eccetera. E né ho tifato quando Juve, quando doveva affrontare l'Inter. Ciascuno è responsabile delle proprie azioni, del proprio pensiero. E tra l'altro Un po' di tempo. poi la coperta è forse- corta, nel senso che le squadre italiane manca, credo, forse un punto per la matematica, non vorrei dire una sciocchezza, ma abbiamo perso la quinta squadra in Champions League, perché sono andate maluccio le squadre italiane quest'anno. L'ho trovato. Aspetta, molti Sì, sì. napoletani hanno gioito per l'eliminazione della Roma contro il Bilbao. Noi abbiamo ricambiato la cortesia vincendo con l'Inter. Ah, noi perché è un tifoso della Roma. Ho capito. Guarda, visto che si cita la Roma, posso dirti l'ultima cosa? Come no? Poi lascio spazio a te le domande. Io non ho nessuna pretesa di insegnare niente, neanche al bagno di servizio di casa mia, e neanche di fare il santone, dare il buon esempio, lo si dà in silenzio, giorno per giorno, con i comportamenti. E non mi è piaciuto quest'anno che determinati colleghi hanno cominciato a fare liste di proscrizioni, chi è tifoso, la patente del tifoso. Prima si stracciavano solo i tesserini, adesso diamo pure le patenti. È vero che io già da piccolo organizzavo rassegne, bere qualcosa, però non vivo fuori dal mondo. Allora, mi ricordo che quando ero piccolino c'era una trasmissione in TV che si chiamava, vedi, sono le cose che nascono per caso, amiche, i ragazzi della terza C. E credo che fosse la seconda puntata. Uno di questi protagonisti era iperripetente, credo che si chiamasse Chicco. Io, vero che non vedevo queste cose, però iperbocciato, cioè, e va una sorta di lascio raddoppia sul calcio ed è espertissimo. Lui era tifosissimo della Roma, ma lì si finge distaccato, per niente tifoso. Allora, se io ti dovessi dire che cosa per me significa essere tifoso, ma non sto dando la patente del tifoso, nel senso come sentimento per me, ok? Non sto dando che chi non la pensa così non è tifoso. E lui praticamente ha vinto, gli manca la domandona finale per raddoppiare. Potrei ricordarmi male, ragazzi, sto parlando di qualcosa di 30 e passa anni fa. E la domanda è su Roma-Liverpool, finale di Coppa Campioni, persa la Roma ai rigori. No, Fabrizio Braghi era quello, diciamo... Ho capito che dici. No, Chicco era treve capelli, sembrava quello dei neri per caso, uno dei E cantanti lui neri dice, ma non è mai stata giocata questa partita. Preferisce perdere soldi vinci perché ecco, se io ti dovessi dire che cosa per me ci fosse quello, io ti ho sempre detto non scommetto, ma se io domani mi sognassi mio nonno che dice guarda la prossima partita Napoli vince tot, ti dico anche i giocatori, no? Al minuto fatti a giocare a 10 euro, vincessi 90 volte la posta, io non me la giocherei. Ecco, quello per me è l'essenza del tifoso. Noi abbiamo avuto gente che è famosissima, no? Mi ricordo quando eravamo prima del Covid, no? Si capirà chi sono, perché io non conoscevo questo mondo, e chiesero uno di questi, che è un canale, non so, mo sia arrivato 1 milione, 2 milioni, non li seguo, se avesse preferito che il Napoli vincesse lo scudetto, il suo canale raggiungesse 1 milione. E loro sono seguitissimi tra voi napoletani. Lui disse il mio canale raggiungesse 1 milione. Ecco, se uno mi chiedesse, Guido, 1 milione, non 1 milione, non 100.000, 10.000 iscritti, io non li raggiungerò neanche in 10.000 vite. Quindi se tu volessi 1 milione di iscritti sul canale, hai detto no, preferisco che il Napoli vinca la Champions League. Questo per me è essere tifoso. È troppo facile gufare, tifare, no, ma solo per una volta per la Juve, per una volta per il Bilbao. Si è tifosi per la passione per la propria squadra. Per me. Potrebbe essere questa la domanda di Guido per la community di oggi, nel senso cos'è per voi essere tifoso? Sì,
perché La è il lanciamo. momento giusto. La lanciamo lì così e Sì. potete rispondere ovviamente anche post live, così Sì, resta tra i senza commenti. pretendere di fare i patentini, strappare cose, dire Esatto, questo è giusto. personale. Ed è tutto nato, diciamo, spontaneamente, perché io non sapevo che questa persona avrebbe fatto un'osservazione sulla Roma, sul Bilbao, sono ricordi. Dovrebbe essere la seconda puntata, ma lì mi farei paura da solo se veramente ricordo che è la seconda puntata. Considerazione da parte di Daniel. Comunque c'è da considerare che noi giochiamo prima dell'Inter la prossima giornata con un virtuale potenziale +6 e giocano con il Verona che quest'anno dà filo da torcere alle big. Guido, questa volta il giocare loro prima ovviamente dipende da come va, però ha dato secondo te con una Lecce è spinta difficile, ulteriore? a prescindere, non abbiamo spesso vinto il Lecce, il Verona lascerà la strada, a meno che l'Inter veramente non c'ha più niente nelle gambe, perché il Napoli aveva le gambe e la testa pesante perché pesa il risultato. A me è sembrato l'Inter che le aveva pesanti non perché pesasse il risultato, ma proprio perché sono arrivati un po' corti di fiato e di idee. Cioè la Roma, io ho temuto il pareggio perché ha sprecato un impossibile e di solito un gol mangiato È col vero, potevano farne almeno un paio, senza dubbio. quindi adesso serve calma, preparazione, sperare di non perdere ulteriori giocatori, lucidità, prima non serve anche più coraggio, serve calma e lucidità, come sono stati i gol chirurgici di McTominay, che credo che abbia chiuso anche oggi come giocatore che ha corso di più, cioè questa cosa... Oltre 12 km anche stavolta. Lo so, però mantenere una certa qualità quando sei anche un giocatore di quantità significa che è un acquisto top della stagione. Pazzesco. Eli Felmas a DAZN, da tifoso del Napoli spero vinca lo scudetto. Tra l'altro vi rimando, dovrebbe aver fatto la Serie A proprio sul suo canale, ci sono una serie di interviste a vari giocatori delle varie squadre, c'è un'intervista anche a Elmas dove lui lo dice in continuazione che è proprio tifo che è rimasto legato, poi dice non mi fate dire niente perché non è il caso, mo indosso questa maglia, quindi non è il caso che vada oltre, ma non lo riesce proprio a nascondere. Oltretutto sappiamo sui social tiene ancora la maglia del Napoli con lo scudetto ovviamente addosso. Poi dice potevo tornare, qualcosa c'è stato, io continuo a sperare che non c'era la possibilità, cioè nel senso l'hanno chiamato ma poi si sono resi conto che da extracomunitario non si poteva fare, continuo a sperarlo perché mi arrabbio. Tanto non è andata, adesso il Torino può vincere mai tutte le partite, lui può segnare quanto vuole, quanto... Glielo auguriamo. Ma non so se hai sentito l'intervista di Coulon, ma io quel giocatore mi commuove ogni volta che lo sento. Quando lui ha detto io l'ho vinto, è stato bellissimo. Ha una spiritualità che mi trasmette pace, serenità, una carica interiore, ma ce ne fossero. Io ho detto, per me quello era un campione, perché era un campione di testa e anche insomma di talento. La vita non è stata fortunatissima, però anche quando lui parla è uno che poteva essere abbastanza arrabbiato, no? Invece ti trasmette sempre serenità, lucidità, ha un orizzonte umano prima ancora che culturale che mi piace moltissimo. Poi un italiano perfetto, veramente di grande spessore, e la lanciamo lì, penso che ci hanno pensato tanti della community, insomma, se un domani Oriali dovesse seguire altri lidi o semplicemente ritirarsi perché si è fatta una certa, anche per lui si deve godere la famiglia, un Gulam in quella figura, che possa essere quella figura, io metto la firma e la controfirma. Ma vedi, Vale, questa è la croce delizia del Napoli. Quando noi abbiamo intervistato il professore, io per l'ennesima volta ho ribadito la mia posizione, poi qualcuno non lo capisce perché a questo punto più di dirla 1000 volte che io non sono né dall'una né dall'altra parte, cioè, che significa che veramente si è avuto bravura, collaboratori, intuito, forza, spesso di azzeccare uomini e calciatori insieme, no? Di grandissimo spessore. Poi non i top player, CR7, Messi, eccetera, no? Perché tu faresti fatica a dover tirar fuori qualcuno, no? Noi abbiamo una cucciolata di almeno 6-7 persone che hanno delle qualità, che stanno dimostrando delle qualità, perché poi servono qualità diverse dal campo, potenzialmente molto interessanti, perché poi devi studiare un altro ruolo, quello del dirigente, però potenzialmente molto interessanti. Non ce n'è nessuno neanche avvicinato
no? E quindi doppiamente bravi, no? Perché tutti sappiamo quanto è stato bravo Hamsik, no? O Mertens. Però Mertens è un giocatore che non vogliono far andare via dal Galatasaray. Lì c'è una questione familiare tra lui che vuole tornare, cioè, gli stanno offrendo, pare, con un contratto dirigente. Lui ha detto che lascia Federano perché il fisico gli ha detto Driss, non sei più veloce come un tempo. Ce n'è di materiale umano, no? Siamo cresciuti, c'è una persona che vi posso assicurare che è molto di più di quello che sembra in TV, che è Francesco Montervino, perché poi in TV sei costretto a mantenere un livello medio, no? Vorresti Medio. vi posso assicurare, questa persona di grande educazione, preparato, che vuole studiare, in contatto anche con professori, ma da lui siamo cresciuti, per dire, già lui, Montervino, per dire, tu l'avresti dovuto prendere come team manager, perché quella figura importante, uno che ha vissuto gli spogliatoi, sa con uno sguardo incenerirti senza dover usare parole forti, poi lui può fare un'altra cosa. Quindi da lui arrivare a Gulam, noi abbiamo avuto vari esponenti interessanti. Inler, che poi è diventato per l'Udinese. Sì, ma ti ho detto, ce ne sono. L'Udinese è una grande società, quindi c'è un giocatore che è rimasto sempre molto affezionato, è un gran signore che è Andrea Cannevale, ma ha fatto la fortuna dell'Udinese e non lo mollano perché è bravissimo nel suo lavoro, ma lui, a parte che è amatissimo a Napoli, come potrebbe non esserlo. Come Mertens stasera 3 assist, ma che stai dicendo? No, ma non ho detto che non è bravissimo. No, ma non è sicuramente è solamente un'aggiunta a quello che stavamo dicendo. Lui l'ha detto, non è che Guido Gentile lo vorrebbe vedere giocare per tutta la vita, però lui ha detto, ragazzi, non ho più la velocità, ci metto più tempo a recuperare, e anche sì, mi sa di sì, perché ne hanno fatti 5. Allora, vedo un assist di Osimhen, gol di Torreira, altro gol di Osimhen, Morata, Lemina. Non li vedo portati, però magari ha fatto parte delle azioni, a volte gli assist non si contano. No, ma non c'è stato un giocatore a Napoli che non ha detto ha favorito il mio inserimento dal punto di vista umano. Come no. Solo Fabio, si è portato a cena Tuanzebe, non scherziamo. Sì. Ce lo ricordiamo benissimo. Allora, Guido, nel frattempo qualcuno stava anche rispondendo alla domanda per quanto riguarda il tifo. Blakis ci dice: nel mio caso sono un tifoso identitario, da bambino pensavo che vincere fosse l'unica cosa che conta e tifavo appunto Juve. Poi ho pensato che essere napoletano è diverso, tifo Napoli per riscatto. Mica male. No, ma infatti la domanda è aperta e legittima rispetto a chi dice che per 10 anni si dovrebbe ascoltare solo una trasmissione. Per me essere tifoso del Napoli è essere consapevole di dover lottare tra dogmatismo fidelistico e lucida analisi, tra è solo calcio e appartenenza a una città intera. Ma guarda, credo che questa sia una grande lezione, perché De Laurentiis si è lasciato andare delle dichiarazioni con le sue solite, quelle che non ci piacciono. Nel Napoli prese 4 gol, vi ricordate, in casa, e intervistarono quel padre di famiglia col bambino che diede, manco a farla apposta, no? Una grande lezione di vita, perché mentre si diceva, vedete, voi siete frustrati, le mogli, le madri, eccetera, lui dice, cosa ha insegnato a mio figlio? Che quello per me è un modo non solo sano, ma è estremamente bello, puro, emozionale di vivere lo sport e la passione, per me, no? Ma ci sono tante persone, c'è gente che va con i coltelli allo stadio e per loro sono più tifosi di noi perché sono gli ultras, sono dei delinquenti per me, però c'è di tutto purtroppo. Grande Lukaku e grandissimo McTominay, l'umiltà, la determinazione, l'altruismo di Lukaku e l'intelligenza mista al coraggio di McTominay ci stanno portando al più inaspettato degli scudetti. Guido, a proposito, il coraggio era si vede in un'azione che ho accennato velocemente, quando McTominay ruba il tempo all'avversario e si prende un bel calcio sul ginocchio. Mamma mia. Proprio male. Io avrei gradito un rigore per il Napoli oggi.
Sì, ma ti dico il perché, non Per farlo rigore. tirare a chi? Per farlo Rigore. tirare a chi? Bravo, mi hai detto nel Ah, terzino. Volevo dire se Lukaku. gli dava, cioè gli dà la possibilità della tripletta Eh. oppure... Ah, interessante. Vabbè che siamo, credo, a tripletta di man of the match consecutivi. Sì, sì, però Però è mi chiaro, la era tripletta... venuto questo sfizio, ho detto, ma non per il 3-0, perché per esempio se io fossi stato un giocatore del Napoli ed ero rigorista sul Mm. 2-0, poi consapevoli che mi potevo prendere una cazziata dall'allenatore, spiegando, chiaramente glielo dico se te la senti, eccetera, perché sono quei gesti che possono essere proprio dirompenti. O fai entrare a Simeone per farlo segnare davanti al papà. Anche, sì, 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 sono... Varie cose. Rispondiamo a Marione che è entrato adesso. Volevo sapere cosa dice la classifica Guido. Ci ripetiamo, meno -2 il 2, Napoli, +1 l'Inter, però noi avendo avendo chiuso avanti. avanti. Alla grande. Me tifoso, SSC società pulita, seria, con strutture, comunicazione equilibrata, marketing top, Gulamo Mertens e un allenatore tipo Hansi Flick con giocatori top e giovani inseriti nel contesto. Questo è proprio il mondo ideale. Alcune di queste cose ce le abbiamo, perché diciamo, è bene ribadirlo che società pulita non è una cosa banale Ma guarda, da se dire in questo io periodo. poi chi mi conosce l'avrà già sentito, o chi casomai se l'è perso, chi mi vede per la prima volta, gli sto antipatico e ha tutta la mia stima. Voglio ridirlo, per me di nuovo, no? È solo una persona su 8 miliardi. La colpa che io attribuisco a Aurelio De Laurentiis, una sola, grande, è che lui spreca malamente, lui stesso, tutto il bene che fa. Lui ha, a prescindere dalle solite cose, bilancio, cioè, una qualità enorme, dal mio punto di vista, è che Napoli è rimasto sempre fuori da tutti gli scandali, perché comunque, pur facendo dei film che non sono il mio punto di riferimento culturale, sui suoi set non si è mai detto nulla, anche a livello guardia di finanza, nulla. Ecco, perché devi dire le parolacce? Perché devi fare... Tu devi sbattere i pugni, metaforicamente detto, come lui disse all'inizio, ha detto Reale, quando voi facevate calcio, io manco stavo nel calcio, non mi mettete in mezzo. Perché poi un certo tipo di atteggiamento impasto a determinati personaggi che ci sguazzano nella volgarità e nella provocazione, sminuiscono o distraggono dal lavoro. Allora, da quando lui è presidente del Napoli, altre cose secondo me potevano essere fatte in maniera diversa, meglio, ma una cosa è sicura, ragà, non siamo stati coinvolti in nessuno scandalo, e chi adesso dirà Osimhen eccetera, non fate i ridicoli, perché fate i ridicoli, se no ve lo spieghiamo in tutti i termini possibili e immaginabili dal punto di vista del bilancio, perché qua qualcosa la studiamo. Quindi passaporti, cose, abbiamo ridotto gli stipendi, se lo sono tolte, Covid, con una famosa, cioè, 1000 schifezze che abbiamo vissuto in questi ultimi 20 anni, e tu la devi far pesare. Devi far pesare che una volta fecero la foto, credo che fu un Napoli-Parma che perdemmo, e c'era uno che si era fatto assumere come giardiniere, e pare che poi fosse, insomma, figliato a qualche famiglia non propriamente specchiata. E subito questi personaggi che ci sguazzano, che non voglio nominare, che sono, insomma, il bene del giornalismo italiano, veramente se non l'aveva assunto, quella è un'assunzione temporanea del comune, eccetera. Lui è stato sempre severissimo, ha un controllo forse anche eccessivo sulla vita dei giocatori privata. Lui si incacchiò con Cannavaro per quella famosa gita in barca, dove Higuain a parte si fece male perché si informò pure come aveva pagato la barca Cannavaro, eccetera. E questo è la cosa che rimprovero, perché rovina tutto il lavoro buono che fa, perché lo sa che quei personaggi poi prendono solo l'ultima frase, visto che tu ci tieni tantissimo a quel tipo di regole, che tra l'altro pare che in Italia non interessa a nessuno, vedi Saviano, ma l'ha detto anche il professore ha detto una cosa che forse è passata inosservata quando gli ho chiesto com'è possibile per così tanti anni, così tante società, spesso quelle di riferimento, così tanti debiti, perché c'è queste asse politica, calcio, stesso anno, una settimana di differenza, Bologna-Napoli e il derby Roma-Napoli. Cosa è successo prima, durante e dopo il derby di Roma-Lazio, scusate?
tu hai avuto notizie, squalifiche delle curve, squalifiche No. Il calcio è esercizio del Assolutamente. potere, punto. Assolutamente niente. Allora, Giuseppe è tornato dallo stadio, che atmosfera stupenda. Guido, segnaliamo anche quest'altro dato, mi pare 12° sold out dello stadio Diego Armando Maradona. Sì, Insomma, a il questo pubblico sta punto rispondendo. mi sento di sbilanciarmi, proprio che penso che anche la prossima partita si supereranno 50.000 spettatori. Ci può stare come Mi previsione. sbilancio, ti dico che ad oggi sono 863.999 gli spettatori che hanno affollato. Totale accumulati. Ti do anche questo dato, per un valore medio di 50.823. Non è poco. È il record dell'Euro De Laurentiis, no? Ti do anche questo dato. Ha superato il record che era di Spallettone. Ovviamente. Angela Torre ti chiede: Guido, ma tu oggi ci credi? Comunque, quando il Napoli ha vinto lo scudetto ho smesso di fumare perché l'avevo promesso. Vedi, questo è un altro modo di vivere. Io ve lo dico alla fine, perché poi vi dico una cosa alla fine. Cioè, Ok. anche perché poi Messia Ciro mi chiama, capito? Allora io Manteniamo questa. aggiungo una cosa, faccio vedere, copro una. Questa è la partita di oggi. Non lo so se si vede. Comunque è 404 23 25. Ho scritto una cosa e l'ho scritta in quel giorno, però la lasciamo là perché non sappiamo calmi, dovete stare calmi. A Sarri in 3 anni alla grande non gli è mai capitato un campionato così, e quindi il culo non gli è capitato, cioè che alle volte ci vuole anche mazzo. Come la leggi, Guido? È un po' complessa questa risposta, perché Sarri, che poi ha fatto anche il suo percorso, secondo me aveva dei limiti di allenatore, nel senso che di allenatore proprio della partita, del momento. Anche perché è un uomo che ha una straordinaria cultura, non nasce dal calcio, no? Lui è nato come studioso di calcio, poi ha cominciato la carriera, ma gli è mancata la parte iniziale, d'altronde è arrivato, si dice sempre, tardi in Serie A. E forse quel pizzico di follia, di cosa che volendo è anche sbagliata come decisione di campo nella partita, che non ha nessun senso rispetto a quello che poi sono i ragionamenti, gli schemi, poteva essere. Poi c'è da dire che quegli anni io me li sono studiati bene. Una volta facemmo, non dico proprio una puntata teologica, però non uscì in base a questa domanda. Io citai forse una cosa con una 60ina di dati, e c'era un fatto che su 60 dati 59 di questi Napoli era primo in classifica, se non primissimo in classifica. Bravissimo. Abbastanza stonato, aveva un solo dato dove il Napoli non era primo in classifica, era solo il secondo. Era E quest'anno non siamo primi in niente, se era non la se non i seconda falli. migliore difesa. E questo, diciamo, vedete, la migliore difesa vince, però qualcosa non può funzionare quando una squadra è prima in tutti i dati. C'è un fatto umano che sa solo Valerio, io mi sono trovato dal vivo, ci sono state anche cose extra calcio qua, e ve lo dice un uomo che studia, che è cresciuto con un papà che dice non crearti alibi, il professore non ce l'ha con te, queste cose lì, però queste cose pesano. Hanno pesato tanti fattori, pesato forse anche nell'ultimo anno, per dire che poi si ruppe il ginocchio Gulam, ma De Laurentiis non prese nessuno, ma proprio nessuno, anzi impoverì la squadra. Ci sono tante cose, lo meritava, perché quel Napoli era tecnicamente non solo più forte di questo, ma probabilmente anche della Juve, per quanto la Juve è una squadra. Vi faccio un esempio che la gente non sa. Il Napoli quest'anno, ad oggi, ha tirato 449 tiri. La Juve, visto che me la citate, tutto in diretta, 462 tiri, 136 in porta, il Napoli 170. Sembrano numeri del cavolo, non mi interessano, sono assurdi, perché il maestro Sarri, nell'anno dei 91 punti, fece tirare a Napoli 548 tiri, 317 in porta. La vostra amata Juventus 437, 260 in porta.
Cioè il Napoli tirava di più fuori e dentro lo specchio. L'anno dopo 550 il Napoli, 422 la Juve che vinse, 292 il Napoli, 222. L'anno dopo, pensate un po' quanti vanno i luoghi comuni, 514 Ancelotti Gattuso, anno orribile del Napoli, settimo, 276, 361 il maestro Sarri, 210, cioè quasi 150 tiri di differenza tra Napoli e Juve, e la Juve vinse il campionato, il Napoli arriva a settimo. L'anno dopo 619 il Napoli. Cioè fammi capire, la Juve di Sarri 300, cioè pochi, Cioè, non te le leggo meno di quelli di Conte di quest'anno. Il Napoli ha sempre tirato, non te leggo, se la gente si annoia e tu te ne accorgi. No, perché questo è interessante. Molto più della Juve, 619, 579, 615, 648 l'anno scorso, un anno orribile del Napoli, 648 tiri, Ma 536 Allegri, stanno più di 100 tiri di differenza, 112 tiri di differenza. Allora, cioè il Napoli ha sempre tirato, sia in porta che nello specchio, più della Juve. Quest'anno sta tirando meno della Juve. Pazzesco. Sia in porta che nello specchio. E quell'anno sì, Sarri, il Sarri Ball, come si chiama? Cristiano Ronaldo. Come? Il calcio va studiato in tanti aspetti. Poi io, è vero che mi affido alla memoria, però segnandomi tutto, vedi, anche in diretta, se una persona mi chiede una cosa, ho detto fammi andare a vedere cosa è successo quella. Bellissimo. Allora, Guido, recupero un altro paio di messaggi. Tra l'altro dovevo finire anche i vocali. Fammi finire quella cosa là perché altrimenti vado in debito d'ossigeno. Perché c'era anche. Comunque Sali lo meritava, se volete il mio parere. Cioè, sì. Lo merita. Mac Fratama, Pasquale Mazzocchi Fratama. Viva la Scozia. Viva la Scozia, vabbè, era Pasquale questo. Mazzocchi. Era questo che dovevo recuperare, il Viva la Scozia di Peppe Di Palma. Allora, andiamo a prendere gli ultimi messaggi, gli ultimi commenti. Ragazzi, ho visto che molti hanno risposto sul cosa significa essere tifosi per loro. Esatto, e in quella Juve c'era un certo Cristiano Ronaldo, ovviamente. Stiamo ripercorrendo questo. Da bambina tifavo Milan con nonno. Quando se n'è andato, il Napoli è stato come una calamita. Tifare Napoli per me è sentirsi rappresentati da un calcio di tutti, pulito e maledettamente emozionante. No, io è come ho avuto un'illuminazione, perché devo dire che teoricamente è un miracolo questo mio tifo, perché io il nonno non l'ho conosciuto, è morto 8 anni prima che io nascessi, nonno Guido. Nonno Mino è morto quando dovevo fare 5 anni, ero più piccolo. E quando ero piccolo c'era la Juve molto forte e mio cugino, cioè il figlio della sorella di mio padre, il juventino sfegatato, no? E lui mi portava, no? Devi tifare Juve, siete dei sfigati, non vincete mai, arrivate ultimo, ottavo, come dire là. Quindi sarebbe stato anche facile essere sedotti dal lato oscuro della forza, perché in classe tifavano tutti Juve e Milan, poi il Milan retrocesse in B e quindi passarono i milanisti, qualcuno all'Inter, lì, ma erano queste le squadre di riferimento. Nessuno mi ha detto, non avrebbe potuto dire mio padre, ci sono delle cose anche quasi un po' mistiche, eccetera. Tant'è vero che tra l'altro tra due fratelli della stessa famiglia, non solo uno non tifa proprio niente, per dire, quindi a volte ci sono delle cose che sono inspiegabili, però diciamo qualunque logica avrebbe portato a tifare qualunque squadra, soprattutto le tresciate a mano nel Napoli. Io non ho avuto questa fortuna. Poi ovviamente tifando, quando chiesi a papà di portarmi a Napoli, lui fu molto contento. Non disse certo di no. Idem, io l'ho raccontato spesso che tenevo il doppio gagliardetto Napoli-Milan e presi distinto quello del Napoli e mio padre accettò la cosa e mi portò praticamente in fasce allo stadio. Mi fa molto piacere, io amando il mare, gli sport acquatici, ho detto il fatto che la maglia sia azzurra, ma questa è una sciocchezza, per dire, mi fa molto piacere. Maglia orrenda quella del Torino oggi, ha una maglia bellissima il Torino, ma perché? Cioè, non poteva giocare con la loro bellissima maglia granata, ma vedi ormai gli sponsor cosa ti costringono a fare. E quella è una maglia che sembra la bistecca Wagyu. Se tu hai una maglia brutta anonima, brutta per brutta, sai che te ne fa? Ma la maglia del Torino è una maglia... Guido, trovandoci a parlare di maglie, oggi il Lecce è sceso in campo con una maglia bianca
anonima e mi facevano questa domanda all'inizio, insomma, della situazione del Lecce, come l'hai vista, come l'hai letta, che loro non avrebbero voluto scendere in campo per una questione ovvia, la questione ovvia che tutti sappiamo, mentre la Lega si è impuntata e ha poi minacciato eventualmente la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione. Vedi, manco a fare la posta ci troviamo con la domanda che vi ho fatto, no? Potremmo, però poi sono due e mi prendo io una sorta di autobanno da Valerio. Che sport vogliamo? Che cosa è? Capisco, tra l'altro abbiamo entrambi, tu di più, io per un periodo ho lambito la cultura anglosassone, the show must go on. Si vedono a volte delle cose contraddittorie, no? Perché abbiamo visto a volte minuti di silenzio non dati per situazioni importantissime, abbiamo visto anche ignorare personaggi che comunque mi fanno veramente molto male, perché poi comunque è stato un signore lontano dalla volgarità, dalla polemica. Certo, oggi il ritmo delle telecronache è diverso, ma non puoi cancellare una ampia fetta dello sport, tra l'altro nazionale, perché poi la sua voce era legata alla nazionale, quindi massimo dell'aggregazione. Vediamo delle cose molto contraddittorie che secondo me allontanano, alla lunga allontanano. Non puoi farlo solo sui soldi, perché sui soldi poi rischi che quando non ce l'hai, come adesso, diciamo, non parlo a Lecce, sei meno forte di altri, e se quello era l'unica tuo asso nella manica, non è nient'altro. È un discorso molto più ampio, da parte mia è ovvio che sono cose sbagliate. Il punto è, non è questo, è la coerenza di un certo tipo di atteggiamento, perché poi quando ci saranno queste situazioni diranno, vedi, lì si sono comportati in un modo e qui ci stiamo comportando in un altro. Lì la bestemmia non è bestemmia, ci dobbiamo sentire pure tutte le balle, non c'è l'audio, non esiste, sì c'è, e poi... Oggi Bissek l'ha fatto di nuovo! Ma non abbiamo l'audio, quindi ho detto cose, ho detto fumo, niente. Scusami. No, finisci. No, ma sono difficili a prescindere, vanno giocate una alla volta, non è una frase fatta, anche perché non te le fanno giocare due insieme di partite, sono difficili, insidiose, no, impossibile, sono difficili anche perché non sono partite banali, cioè qua ti stai giocando lo scudetto, quindi ti stai giocando la posta più grossa e ti stai giocando uno scudetto inaspettato dopo un'annata disastrosa. È uno scudetto che sarebbe molto pericoloso per il sistema, perché vincere due scudetti così ravvicinati viene meno anche la narrazione, lo rivincerete fra 35 anni, ragazzi, pesa molto questo scudetto, pesa tanto, più di quello che voi possiate immaginare. È Quindi, vero. Non guardate la maglia dell'avversario, ma i 100 minuti, 112, 97, quanti saranno, compresi i recuperi che ci aspettano. Lanciamo l'altro argomento che di solito tira, l'argomento dell'arbitraggio. È vero. Io sono quello là, in reaction, insomma, ho reagito con grande sorpresa, cioè perché i fischi, che quello veramente stava in vantaggio, e Di Lorenzo mi pare che si è arrabbiato, Di Lorenzo e Politano si sono arrabbiati parecchio. Valentina propone un 4,5, aggiungendoci i gialli cestiti, ma infatti io oltre quella cosa là ero abbastanza soddisfatto dell'arbitraggio per segnalare lo straordinario lavoro fatto, che va in controtendenza a tutta la narrazione che ci siamo sentiti per parecchie settimane prima che arrivasse Conte. Quando è arrivato Conte, per almeno 10 giornate, Napoli ad oggi ha fatto 369 falli, non è la peggiore squadra, perché la peggiore è il Parma, continua a essere la peggiore, 342, è una classifica da leggere al contrario, ovviamente, cioè la squadra che il Parma comunque meno, anche dopo Kivu, comunque meno falli di noi. Interessante. Ma chi ha cambiato drasticamente, cioè veramente King Claudio, non più Sir Claudio, è Claudio Ranieri. La Roma ha 360 falli, quindi il Napoli non è più penultimo, è terzultimo in questa... Ma dove è ultimissimo il Napoli? Nonostante gli arbitraggi, penso un po' che campionato pazzesco a livello di organizzazione della squadra. Il che non significa che ci siamo buttati nel carro dei risultatisti, per chi mai legge queste parole, ma
Va anche dato merito a chi lavora come tutte le settimane, che ha detto Spinazzola. Il Napoli ha 43 gialli e basta. Ed è ultimissima in questa classifica. Guido, allora, finita quella là dei falli, questo è l'unico dato in cui il Napoli primeggia in campionato. Sì, perché io li ho guardati un pochino tutti, quelli che sono i tiri, esatto, anche i dribbling, anche il passaggio nell'ultimo terzo, cioè ci sono giocatori del Como, ci sono giocatori delle... alcune eccezionalità ci sono più o meno in tutte le squadre. Non abbiamo il capocannoniere, abbiamo, penso forse Lukaku in testa alla classifica degli assist sì, in questo momento. Fa capire alcune cose che vedi, quando io ti ho detto, secondo me, a prescindere Olivera. Alimenti, Olivera. Valerio se lo ricordava, non avendo beccato gialli in queste giornate, Valerio si ricordava che erano quei quattro. Dicevo che lasciando da parte gli elementi extra calcistici che ci furono, e non pochi, quando ti dicevo quel quid, cioè poi alla fine, a parte elementi che un giocatore, un vice Cagliaron, lo vuoi prendere, un vice Gulam, visto che avevamo solo Mario Rui, nessun altro, visto che si era Gulam, vabbè, a parte queste cose, tutta quella bravura che non era solo grande bellezza, poi non ce l'hai fatta. Quest'anno, a prescindere che non è stato un Napoli bello, tranne per la parte dicembre-gennaio, dove non solo ha fatto quelle belle vittorie, ma sembrava giocare anche un po' meglio rispetto alla prima parte del campionato. Conta la mentalità di determinati personaggi, altrimenti nello sport non vincerebbero determinate persone. E c'erano le persone che dicono arrivano sempre lì, ma poi non ce lo fanno, arrivano sempre lì e poi non ce lo C'è fanno. della live in questo supporto. Oh, Francesco da Miami Azzurra, è proprio Francesco. Ma non solo la migliore difesa, è proprio la fase difensiva che è di nuovo organizzata. Ah, sì. No, Michele fa bene a ricordarmelo, perché sto parlando proprio dell'eccezionalità, quindi ci possiamo mettere il discorso dei gialli, il discorso di Lukaku con l'assist e il minor numero di gol subiti, oltre al fatto che tutta la fase difensiva funziona, cioè, oggi funziona è una partita tesa, lo avvertivo, che quella persona che stava allo stadio, chiediamo, no? Se lui avvertiva, però tesa, difficile, 3 punti che pesano doppio, scusate la ripetizione della parola, perché puoi riscavalcare il Torino e l'Inter la scavalchi a poche giornate del termine, non alle prime giornate del campionato, no? Quindi, e tu ti aspetti, insomma, una partita combattuta, fallo, qualche momento di tensione. Il Napoli ha chiuso la partita con 5 falli, Valerio, 5 falli, ma manco il calcetto del giovedì tra amici. No, si scalda il calcetto di solito. Salutiamo Francesco, che non lo so se sei passato dopo, ma magari recuperati l'inizio dell'arrivo di Guido, ti potrebbe fare piacere, lo dico così. Clean sheet, come si... forse un altro primato potrebbe essere il numero di clean sheet, ci suggerisce Marco, e potrebbe essere... Maro, quanti spunti che stiamo dando per le trasmissioni, mamma mia. Sì, può essere, perché Meret ne aveva parecchi e ne stiamo aggiungendo altri nelle ultime partite, quindi può essere che anche il numero di clean sheet è un primato del Napoli. Ma quello che vedrai che spunterà saranno la squadra che fa pochi falli, poche ammonizioni, magicamente. Ma tu pensa, il Verona, che ha cambiato vari allenatori, continua a darci grandi soddisfazioni, è già a 495 falli, l'anno scorso ne ha chiuso con 541, 85 gialli, 74 quest'anno, cioè ci doppia un altro po' nei gialli, per certi DNA, e in questo io sono molto contento, perché una delle mie preoccupazioni era questa, ve lo dissi, almeno questo, quando verrei a accusarmi, abbiamo visto, abbiamo vinto, tu non c'è che ho detto, io spero che Conte non segua una certa tendenza di certi personaggi, Istituto Luce, cioè che il Napoli non diventi la grande bruttezza, fallo sistematico. Mario, che è venuto dallo stadio, quindi se l'è vista allo stadio. Il Napoli come sempre sa gestire bene, ma io dallo stadio ho visto un Torino non proprio combattivo come da 2 mesi a questa parte. Io l'ho detto, impressione il primo statica. tempo sembrava giocare sui gas, sull'errore del Napoli, abbiamo visto la stessa cosa. Bene. Quando la vedi senza il prosciutto sugli occhi. Michele conferma.
Alfredo dice: dicono che il Lecce ha fatto un partitone a Bergamo, sono passati in vantaggio con un rigore di Carlston, se non sbaglio. Ma No, adesso è la solo con partita fondamentale, ragazzi. Cioè, confermare i 3 punti di vantaggio, ragazzi, è tanto. Tu hai un bonus piccolino di un pareggio e te lo devi lasciare per ultimo. col Cagliari che verranno alla Mosisi, sono d'accordissimo. Valentina introduce l'argomento difesa, che ci proiettiamo. Adesso solo con 2 centrali ve la giochereste con la difesa a 3 per queste ultime partite, anche se una chance a Rafa la darei. Poi dipende anche come vuole giocare il piano gara contro gli avversari. Certo, l'infortunio di JJ non ci voleva proprio, ma quanto è stato importante il giocatore per la stagione. Dipende se recupera Neres, cioè anche pari e patta su, perché noi abbiamo 2 giocatori cardine infortunati, poi spero che Anghissà, che sia veramente nulla di fa. Quindi fosse solo la difesa, vedi, dice no, non puoi rischiare. Vediamo. Qua diventa un po' un ternarolotto di decidere, perché poi dipende dall'avversario, anche loro che squalificati e infortunati hanno, come recuperi durante la settimana. Io penso che saranno sempre dei 4-2-4-3, io penso più a 4, perché credo come difesa, perché poi è quello che ha fatto fare più punti a Napoli nei momenti cardine della stagione. Però posso sbagliarmi, perché Conte è stato costretto, è stato bravo a dover vagliare durante la stagione varie volte, scusate di nuovo la ripetizione, ma ci sta. Quindi qui sbaglio tranquillamente. Qualcuno ha detto che Conte non rischierà il rebranding di Olivera centrale a meno 4 partite, che era un discorso che stava girando, insomma Sky spesso sospettosamente ha indovinato con delle indiscrezioni le formazioni prima del tempo, e ci avevano raccontato di un Olivera centrale con Spinazzola terzino e Raspadori in campo. Poi è arrivata l'influenza, ci hanno fatto sapere insomma un po' di febbre per Raspadori, che alla fine è stato buttato in campo nel finalissimo. Sfortunato, non sappiamo ragazzi, se questo... ci sono molto bravo. Però a volte nei momenti cardine della stagione, quando insomma poteva avere più spazio, no? Ricordiamoci che noi arbitro della Laurentiis che destabilizza l'ambiente, eccetera, però noi affrontammo il quarto di finale col Milan senza tutti gli attaccanti, perché si era fatto Mario Osimhen, Raspadori e Simeone, giocò Elmas falso 9. Quindi, per dire, quel momento Raspadori, a parte che Spallettoni lo stimava, aveva giocato al 1000 per 1000, no? Non fosse peraltro per mancanza di lui, oppure lui era mezzo infortunato. Guido, ti chiede Mario, secondo te l'anno prossimo, se rimane Conte, potrà far cambiare idea alla gente sulle sue prestazioni in Europa? Bisogna qualificarsi al mondiale per club, che io e te ci teniamo. Guarda, io non capisco niente di nulla nella vita, manco del bagno di servizio di casa mia, ma un giornalista che di grande esperienza, di grande signorilità, di grande cultura e di grande buonsenso, e non c'è ironia, ma lo penso veramente, come Antonio Corbo, evidentemente guidizzato, scherzo perché è un maestro, ha detto che il Napoli sta perdendo terreno, nel senso che oggi noi siamo aritmeticamente in Champions League e non sappiamo chi è l'allenatore della prossima stagione, quindi non è detto che stiamo facendo già mercato, e quindi quel vantaggio temporale che noi avremmo sugli avversari lo azzeriamo, perché dobbiamo aspettare a fine stagione che Conte capisca se De Laurentiis gli può garantire determinate cose, se lui si sente protetto. Io penso che lui abbia timore che la squadra poi non venga rafforzata quanto serve per affrontare una stagione molto complicata, perché non è la questione di scudetto. Se lui vince lo scudetto è leggendario, ve lo dissi, almeno questo me lo ricordo. Non è quello il problema, perché lui ormai è arrivato secondo, cioè tranne che il Napoli non abbandona il campionato, arriva secondo, non penso, arriva terzo, cioè lui è tornato che l'anno prossimo ti serve molta qualità e almeno 4 pedine, che sono di più di 4, perché Anghissà ci ha salutato, quindi devi avere il vice Anghissà e Anghissà.
devi avere un vice di Lorenzo finalmente, devi avere un Kvaratskhelia e il Neres come vice, perché non è storia lui, Neres al posto di Kvaratskhelia, non ci prendiamo in giro, lo stiamo vedendo, no? Quindi se ci saranno determinate cose, lui in conferenza, oppure con quella cosa che ho sentito tramite il tuo vocale, è chiaro che poi a questo punto lui si riferisce anche a questioni strutturali della società. Infatti poi ha detto, vabbè, fatemi parlare solo di campo. Quindi Sì. non è scontato che lui rimanga. Se lui rimarrà, significa due cose, o tutte e due insieme o una delle due. Tutte e due insieme, che comunque De Laurentiis non sappiamo, delle 7 cose che chiede Conte, 5 le esordisce, e l'altra che altri progetti che lo vogliono coinvolgere non lo convincono sufficientemente, il che significa che almeno a livello potenziale il nostro è più credibile a livello potenziale. Però questa cosa, averla detto da Antonio Corbo, mi fa sorridere amaro, perché io non ci provo a dire che bello, ve l'avevo detto, sono bravo, eccetera. Mi preoccupo, perché adesso noi abbiamo un vantaggio, e non è stato poco dover recuperare, che noi abbiamo già la certezza di essere in Champions League, potremmo incominciare a programmare con la serenità la campagna acquisti, perché tu hai già delle certezze che la Juve ancora non ha, ed è la Juve, perché lì Juve, Lazio, Bologna stanno tutti in un punto quelli. E lo stai azzerando, e questo è male secondo me. Se Conte rimarrà, sono concorde con questo ottimo messaggio. È anche arrivato il momento di fare bene la stagione, perché lui fa bene il campionato ma non campionati e coppe, e fare bene anche offrendo, visto che Napoli è una città che non ha vinto tanto nella sua storia, siamo i primi a riconoscere, non ce ne vergogniamo, anzi siamo serenamente orgogliosi, ma siamo molto esigenti calcisticamente parlando. Ecco perché non saremmo mai quelli che la pensano come me, risulta tristi. Quindi sarebbe il caso di fare bene la stagione, quindi andare avanti il più possibile nelle varie competizioni e offrire un panorama calcistico, visto che comunque la gente ha apprezzato, l'ha apprezzato nel modo migliore, con l'affetto, con il tifo, e riempiendo tutte le domeniche che il Napoli ha giocato al San Paolo, sempre infatti quelle 2 partite dove hanno fatto 50.000 spettatori, saranno 2 partite. Ho detto, che cosa vi è capitato, ragazzi? Rispondo ad Alfonso, non credo che faremo esperimenti del genere. Sì, ho letto che Billing l'ha fatto in qualche occasione, ma non credo che si inventerà Billing centrale di difesa. Troppo lento. Oggi è entrato benissimo Billing. Sì, qualcun altro me l'aveva scritto nei commenti. È entrato bene, ha avuto l'occasione della traversa. Secondo me deve stare a centrocampo. È proprio entrato come serviva, con calma e serenità, ma si è fatto sentire al centrocampo. Si è messo lì, ha detto, ragazzi, ci sto pure io, la diga torna a essere rafforzata. Mi è piaciuto perché serviva questo, e non quelli che fanno tanta muina senza frenesia. Esatto. Guido, io ti abbraccio fortissimo e ci aggiorniamo per le prossime finali. Mi ha detto più cretinate del solito, però insomma, il mio amico Ciro è contentissimo, questa è la cosa importante. Quindi penso anche devi andare a fare i bagari. No, ma sia qualcuno che... No, ma questa cosa è simpatica, perché ti ho detto, a volte mi attribuiscono poteri, come mia madre, e vi saluto, ma ogni tanto dice, Guido, tu che sai tutto. Come cambiano le percezioni dei genitori, no? Prima... ma questa cosa, ma questa non è la mia materia, sì, ma tanto tu lo sai. Amici bellini, Valerio. Nell'attesa di avere novità, perché non è che ce lo dimentichiamo, sul centro sportivo, sullo stadio, dove io vi sto preparando una cosa pazzesca. Quale anno? È fatta. Ma una cosa anche con l'ausilio di Francesco, che poi ringrazierò pubblicamente, che mi ha mandato una cosa pazzesca. Qua stiamo lavorando per voi in silenzio, ma veramente non c'è... Sì, perché è molto scientifica. Ok. Quando il Napoli vinse lo scudetto, persi a Milano con l'Inter, un po' immeritatamente agli ultimi minuti con gol di Bergomi. La partita successiva manco a fare la posta fu con la Juventus di Platini. E c'era uno striscione in curva B, me lo ricorderò sempre, tra l'altro ce l'ho dietro la porta. Quando feci ingrandire quella foto di nascosto mi costò l'ingrandimento nel 1987 40.000 lire, non potete immaginare quant'erano.
l'87. Mia madre me l'ha rinfacciato per 47 anni che ho buttato i soldi in quel modo. Lo striscione della balaustra del San Paolo diceva: una sconfitta non ferma il nostro cammino, con forza, coraggio e volontà vinceremo. Se non lo ferma una sconfitta, io penso che una vittoria lo stesso può valere forza, coraggio e volontà. Non so se vinceremo, ma forza, coraggio e volontà. E in questo caso ci aggiungo anche testa, perché adesso servono nervi saldi. Un abbraccio a tutti e a tutti. E forza Napoli sempre. Sempre Guido Gentile, che ricordo trovate su Guido Gentile piano sequenza. Amici bellini, io volevo semplicemente ringraziare in recupero quelli che avevano supportato su Ko-fi, nella figura di Paolo che scriveva: non mi sarei mai aspettato l'emozione, sto vivendo in questo momento, ora calma e sangue freddo, forza Napoli sempre. PS, speriamo che Lukaku sembra aver avuto un risentimento, buongiorno e Lobo si riprendano. Lukaku non sapevo, speriamo veramente di no, perché sta girando tutto intorno a lui, nel bene o nel male. Ringrazio Davide Fasone ancora, al di là di ogni scaramanzia, ancora 6 punti e sarà scudetto, ma questo c'era arrivato ovviamente, segnati pure questa, era arrivata anche col vocale. E ringrazio anche Emanuele Simeoli. Ragazzi, vi abbraccio fortissimo, ma proprio forte forte assai, e ci divertiamo e ce la godiamo, e domani la reaction, magari stanotte la reaction, vediamo insomma come me la sento. Mi sono preso, alle volte quel giorno di vacanza è strategico, un giorno dove stacchi un pochino la spina, proprio perché sono allenamenti pesanti. Calmi, dovete stare calmi, dovete farmi questo piacere, dovete stare molto calmi. Da New York Valerio Fruto è tutto, con la sigla bella. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Guido dov'è? Sei lì. Prego Guido, comincia le danze. Dai. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare. Io non lo, ecco, Billing Gong è lo stesso che non credo, ma tutto è possibile, figuriamoci, nel calcio.